buongiorno ancora a tutti e grazie Clara per l'invito. E sono un po' emozionato perché è la prima presentazione che faccio in presenza da dicembre 2019, per cui mi sembra quasi, diciamo... Scarsa presenza, però... Sì, però insomma, presentazione fisica, perché? Perché io sono bionico, nel senso che ho subito 2 interventi di protesi alle ginocchia, quindi questo per dire che credo fortemente nell'utilizzo della tecnologia per quanto riguarda la salute, proprio la salute e in particolare la medicina e poi diciamo la chirurgia, che è il settore di cui ci siamo occupati ultimamente. Per cui in buona sostanza tra il secondo intervento di protesi e la pandemia, con 3 semestri fatti online, io ho chiuso il mio corso l'8 giugno scorso, martedì scorso, quindi insomma veramente riassaporare il piacere di parlare a delle persone fisiche più le 30 persone che vedo collegate e che saluto. Poi magari tornerò in una occasione successiva in cui magari potremo organizzare in un'aula più ampia, insomma, per così. La fisicità è importante. Seppure, come diceva la professoressa Balzano, noi abbiamo imparato tanto da questa pandemia. Perché? Perché in qualche modo ci siamo resi conto che degli ambienti che tipicamente venivano considerati sicuri, no? Come le nostre case, le scuole, i luoghi di lavoro, sono diventati improvvisamente ostili per il rischio del contagio, il fatto il punto di dover rispettare il distanziamento. E allora, diciamo, così come tutta la tecnologia, è un contesto tipico in cui i robot, la robotica, può fornire un contributo. Io ricordo sempre l'articolo provocatorio che ha scritto l'amico Riccardo Luna, che scrive per La Repubblica, e tra l'altro da un paio di settimane ha inaugurato una rubrica molto carina che si chiama Italian Tech, che quindi scrive, diciamo, di scienza, tecnologia e così via. Io l'altra sera gli ho mandato un pezzo che riguarda proprio il futuro è già tra di noi, cioè dei robot. Speravo che uscisse ieri o oggi, però insomma Daniela, che è la mia communication manager, mi ha appena mandato un messaggio che non è ancora uscito, poi magari ve lo giro a seguire. In questa chiacchierata, quindi provo a condividere le slide, vediamo un pochettino, a questo punto metto l'audio magico, ok, perfetto. Andato? Sì, dovreste vedere tutti quanti le slide. Ok, perfetto, quindi così. Io vi parlerò delle attività, diciamo, di ricerca che ormai sviluppiamo da 5 anni a questa parte presso il Centro Interdipartimentale di Chirurgia Robotica alla Federico II. Ma in realtà, diciamo, questa storia, che poi insomma in qualche modo è una storia di successo, che per qualcuno che io ho avuto una formazione universitaria, ho fatto il primo dottorato di ricerca, proprio il primo ciclo, nell'83, e la ragione per cui scelsi di fare il dottorato di ricerca, ci fu una doppia motivazione. Una era il fatto che io da adolescente ero stato influenzato da letture di fantascienza, i libri di Asimov. Diciamo, all'epoca si parlava, non esisteva ancora la robotica come scienza, come disciplina, e non esisteva neanche l'intelligenza artificiale, si parlava di cibernetica. E quindi a Napoli c'era un docente che... E mo ne apri, no? Poi da pure ripiegare. E apriamo dopo, no? Di silenziare, prego di silenziare tutti i vostri microfoni, così insomma in qualche modo non c'è interferenza audio. Quindi dicevo, ero influenzato dalle letture adolescenziali, diciamo, dei libri di fantascienza, quindi insomma, è una cosa che mi aveva sempre affascinato, e dal fatto che volevo realizzare un mio sogno, che era quello di andare negli Stati Uniti. All'epoca non c'era internet, non c'era niente, poi molte volte le condizioni anche economiche e proprio la difficoltà logistiche di poter fare degli studi universitari all'estero. Per cui quando seppi che il sistema universitario italiano, con la riforma del 1980, creò il dottorato di ricerca, cioè l'analogo del PhD, cioè del Philosophy Doctorate, Research Doctorate, come lo vogliamo chiamare, non mi parve vero di poter continuare a fare quella cosa che probabilmente sapevo fare meglio, cioè studiare praticamente. E allo stesso tempo pensavo che potevo realizzare il mio sogno, che durante il dottorato di ricerca
poter andare un anno in America. E infatti, diciamo, così fu. Poi il fatto di occuparsi di robotica, e da là è nata, diciamo, tutta la storia che poi ha portato questo gruppo di ricercatori che si riconoscono nel gruppo Prisma. Prisma sta per progetti di robotica industriale, di servizio, meccatronica e automazione, ha una storia, indubbiamente una storia di successo. Per cui, così come avevo finalmente vissuto l'esperienza americana, rimasi fermo sul fatto che secondo me non c'era paese migliore dove vivere che l'Italia, e in particolare anche Napoli. Insomma, io sono, diciamo, come visceralmente attaccato alla mia città, alla mia alma mater, alla Federico II, e l'avete visto, diciamo, dal logo sullo sfondo del computer, dal Napoli. D'altra parte, il buon Diego Armando Maradona giocò un effetto, perché praticamente quando io tornai dall'America dopo il dottorato di ricerca, dovevo decidere se accettare una cattedra come assistant professor al Georgia Tech, dove ero stato a Atlanta, oppure io mi abbonai in curva e fu l'anno del primo scudetto. Quindi la vita è sempre, parlo ai più giovani, cioè la vita è fatta di scelte. Ricordo sempre quel film Sliding Door, no? Cioè la mia sliding door era il fatto che vado a fare il professore assistente in America a $45.000 all'anno con un tenure track, oppure faccio l'Ultras di curva. Scelsi di fare l'Ultras di curva, insomma. Senza stipendio. Senza stipendio, infatti. Questo va detto. Sì, anzi, all'epoca racconto questa cosa carina. Eravamo in uno di questi raduni, di questi workshop che si faceva al Ciocco, al Castelvecchio Pascoli, un posto, diciamo, in the middle of nowhere, sperduto praticamente. Forse ci siete stati anche voi qualche volta. E una volta ci andavano le squadre in ritiro, insomma. Eravamo con dei colleghi freschi dottori di ricerca italiani, perché c'è tutta una generazione di giovani italiani che poi hanno portato al successo della robotica italiana, e ci faceva specie il fatto che i nostri pari, i bigliettini da visita si presentavano come postdoc. E noi non avevamo niente, perché dopo il dottorato di ricerca, dopo la borsa, che all'epoca erano 600.000 lire, in pratica nessuno di noi c'era uno stipendio, perché non c'erano progetti di ricerca, non c'erano fondi. Allora io, da buon napoletano, ho detto: ragazzi, noi ci dobbiamo dare un tono, da oggi in poi ci dobbiamo definire, ci presentiamo come MOOC. Cioè, beh, Bruno, che cosa vuol dire MOOC? Manco cazzo, perché in pratica noi eravamo senza una lira, all'epoca c'era ancora. E questa cosa è stata tramandata dall'ADI, dall'Associazione Dottorandi Italiani, nelle varie geografiche. E io, a distanza di 3-4 anni, incontravo dottori di ricerca padovani, quindi giusto dall'altro estremo della penisola, che si autodefinivano MOOC, perché anche loro erano senza una lira. Insomma. Ora, scherzi a parte, tornato in Italia, iniziato a fare la mia carriera accademica, e poi, grazie a un grosso finanziamento del Consiglio Nazionale della Ricerca, il progetto finalizzato robotica, fondammo il laboratorio Prisma, col mio mentore, col professore Sciavicco, che è stato il mio maestro. Da là è partita una storia di successo, e attualmente, diciamo, con una punta d'orgoglio, insomma, e anche con una constatazione, diciamo, anagrafica, a 1 febbraio è andato in cattedra professore ordinario il mio 10° allievo di dottorato di ricerca. Quindi, insomma, sono geograficamente tra il campus biomedico a Roma e l'Università della Basilicata a Potenza, che è un altro dei miei allievi. A Napoli ho 2 dei miei allievi, che sono Luigi Villani e Vincenzo Lippiello, quindi sono 3 ordinari, e poi ci sono 4 ricercatori. Anzi, no, qua devo correggere, perché uno è diventato professore associato, è un ricercatore a tempo indeterminato, quindi correggerò la slide, e quindi poi, diciamo, ci sono 3 ricercatori che sono sul tenure track, che sono RTDB, e quindi alla fine del triennio diventeranno associati. I numeri dei postdoc, diciamo, fortunatamente ora sono postdoc, perché i fondi ci sono, lo vedete a rigo successivo, nel senso che negli ultimi anni abbiamo avuto finanziamenti in media di 1.400.000 euro all'anno di finanziamento, fondamentalmente da progetti europei, da progetti di ricerca competitivi, però non solo progetti europei. E per un gruppo che più o meno siamo più o meno 25 persone, è un risultato sicuramente ragguardevole. Abbiamo collaborazione con le più importanti istituzioni estere, e anche, diciamo, con diverse aziende.
Di che cosa ci occupiamo? Insomma, ci occupiamo di robotica, to court, insomma, declinandola in diversi contesti, e questi sono semplicemente l'elenco alfabetico degli snapshot da alcuni progetti di ricerca. Spaziamo dalla robotica tradizionale, cioè la robotica industriale, quella dei robot manipolatori, a contesti, ad applicazioni più avanzate che, per esempio, come vedete in alto a destra, riguardano la robotica aerea, cioè l'utilizzo di un drone che non solo rappresenta un occhio volante, cioè il fatto di ispezionare, ma anche una mano volante, cioè di fare operazioni di manutenzione oltre che di ispezione. Questo, per esempio, è un drone ibrido, il primo brevetto, parecchi dei nostri risultati sono stati brevettati, è stato il primo drone ibrido progettato al mondo che vola e poi scorre lungo quella tubatura con un risparmio energetico, perché se dovesse continuare a volare consumerebbe batteria, e quindi sapete che è il collo di bottiglia, no? Così come delle auto autonome, a maggior ragione dei veicoli, dei velivoli, in questo caso unmanned autonomi, e fa in questo caso un'operazione che è una spessimetria, cioè verifica il grado di usura, pensiamo per esempio alla ruggine di una tubatura, di un gasdotto e così via. Poi ci sono applicazioni avanzate che rispetto qual è il messaggio della foto in alto a sinistra. Il fatto, lei è Valeria, la nostra segretaria, che in sicurezza scrive con un robot. In realtà questo robot ha assunto la forma, a tutti gli effetti, il connotato di un cobot. Che cos'è un cobot? È un robot cooperante, è un robot che può essere utilizzato in cooperazione, in condivisione, in ragionevole sicurezza. Quando i primi robot industriali erano dietro steccati, erano in aree segmentate dagli esseri umani, perché il robot, essendo una macchina automatica stupida che in maniera ripetitiva deve fare certe operazioni, se entra una persona nello spazio di lavoro ci vuole un allarme, perché ovviamente lo spazio non può essere condiviso. E poi sono applicazioni più avanzate, per esempio abbiamo un paio di brevetti sulle mani antropomorfe che vedete in basso a sinistra. Questo fondamentalmente è il lavoro di una ricercatrice, che è Fanny Ficucello, che ha brevettato, una di queste ha preso anche un award al Politecnico di Milano della Deloitte per l'idea tecnologica più innovativa, in cui la ricerca si fonda sul fatto di realizzare delle mani antropomorfe con un approccio di tipo minimalista. Cosa voglio dire? Se pensiamo ai gradi di libertà della mano umana, noi possiamo riconoscere con tutte le falangi, con tutti i movimenti, possiamo riconoscere 20 e più gradi di libertà. Ora, pensare di realizzare una mano con 20 motorini elettrici è fuori dalla grazia di Dio. Per cui, mentre la tecnologia sui bracci manipolatori è già andata avanti, cioè quel braccio che vedete in alto a sinistra, tutto sommato è simile a un braccio umano, perché pesa 13-14 kg, il braccio umano pesa un pochettino di meno, però è molto a immagine e somiglianza delle funzioni del braccio utilizzato dall'essere umano. Sulle mani non ci siamo ancora. Allora la ricerca è una ricerca fortemente interdisciplinare che vede i tecnologi, gli ingegneri collaborare con i neuroscienziati. Perché? Perché i neuroscienziati hanno riconosciuto che un bambino impara a manipolare un oggetto non muovendo ciascuna falange, ma in maniera sinergica, cioè muovendo le dita tutte quante assieme. È stato fatto uno studio da un ricercatore italiano all'Università dell'Arizona, Marco Santello, che ha fatto una tassonomia di tutte le prese possibili e ha scoperto che in realtà ci sono 2 o 3 movimenti fondamentali che noi inconsciamente facciamo per manipolare gli oggetti, da quelli tipo una bottiglietta d'acqua, oppure magari un oggetto deformabile come la mascherina, oppure una carta di credito, una chiave. Per cui si cerca di realizzare delle mani che, invece di essere attuate con 20 e più motori, siano attuate con un risparmio di motori e con una dimensione, un ingombro minore, che in qualche modo le possa rendere in prospettiva più vicine alla mano umana, sia come mano antropomorfa da essere utilizzato all'estremità di un robot, ma anche per applicazioni protesiche. Perché? Perché nel campo della riabilitazione uno dei problemi più grossi è l'accettabilità della protesi dell'amputato. Perché? Perché non c'è una sinergia, cioè nel senso che se la mano è troppo complicata,
l'addestramento, la persona amputata, poi farò vedere dei filmati, diciamo, carini, cioè veramente, insomma, abbastanza, cioè sulla frontiera della ricerca. Quindi effettivamente ci vuole uno sforzo per ridurre le dimensioni e rendere queste mani più vicine a quelle dell'essere umano. Poi ci occupiamo di altre cose, ovviamente ho detto il cobot è, come dire, è la punta di diamante di quella che è una linea di ricerca molto attiva che va sotto il nome di Human Robot Interaction, cioè il fatto della interazione, cioè il robot sociale che può interagire in sicurezza con l'essere umano. Il tutto è stato finanziato da 20 e più progetti di ricerca, questi qua sono solo i progetti di ricerca europei, e lo score è significativo perché siamo passati da 3 progetti finanziati nel 6º programma quadro a 10 progetti finanziati nell'FP7, nel 7º programma quadro. La ciliegina sulla torta è stato Rodiman, che è il progetto, io ho preso un Advanced Grant dell'ERC dal 2013 al 2019 per 6 anni, e poi i 9 progetti che abbiamo portato a casa su Orizzonte 2020. Ora ci sono le nuove call Orizzonte Europa, quindi speriamo di riuscire a mantenere questo score che, diciamo, è significativo. Devo dire che in FP7, con una punta d'orgoglio, ci sono state 7 call per progetti grossi, cosiddetti integrated projects. Bene, su queste 7 call noi abbiamo fatto 7 application e ne abbiamo portate a casa 6 su 7. Quindi è la controstatistica, perché tipicamente i progetti europei hanno un rate di accettazione che è sotto il 10%, dipende un pochettino da quale area. Bene, noi abbiamo presi praticamente l'80% delle proposte. Infatti già in Orizzonte 2020 non abbiamo mantenuto questo record. Il primo progetto europeo che abbiamo portato a casa, che riguarda la salute, però non ho ancora risultati, per cui magari sarà un'occasione di tornare, diciamo, di qui magari a un paio d'anni con il progetto è cominciato il 1° gennaio, il progetto Harmony, che riguarda l'utilizzo della robotica e diciamo, per la parte di servizio nell'ospedale del futuro, quindi robot mobili che possono portare per esempio dei campioni biologici da un laboratorio a un altro, oppure anche per magari servire i pasti, oppure essere utilizzati come strumenti di telepresenza per i pazienti. Pensiamo per esempio a un reparto Covid e così via. Posso farti una domanda? Sì, certo. Qualche giorno fa Sì. mi è capitato un video del professor Masciocchi, che è il nostro radiologo ordinario di radiologia, che faceva vedere proprio questi robot che avrebbero dovuto portare, che ti posso dire, il referto, Sì. cioè portare il referto da un ufficio all'altro. Sì. Allora il video era bellissimo. E allora ho chiamato un amico che lavora lì, ho detto, beh, però bravi, io non lo sapevo, e lui mi ha detto, tutto finto, non funziona per niente. Allora ti chiedo, a che punto siamo? Nel senso, voi state proponendo qualcosa e quindi parliamo comunque di futuro. Sì. Ma oggi questo... Allora, questo progetto qua, tanto, allora, il termine di paragone per vedere, cioè, a che punto siamo è il cosiddetto TRL, Technology Readiness Level. Allora, questo progetto qua, noi partiamo da un TRL di 4 e arriveremo a un TRL di 7, quindi una fase pre-competitiva, TRL 9 è il massimo praticamente. Non tutti i risultati del progetto porteranno a TRL 7, per cui, cioè, questo è il tipico progetto, cioè non si parte da zero, nel senso che i sistemi sia di manipolazione mobili, quindi faccio vedere, visto che utilizziamo il mezzo informatico, vi faccio vedere, diciamo, il progetto, visto che, eccolo qua, allora Harmony è questo, dovrebbe essere sempre in condivisione dello schermo, eccolo qua. Questo è Enhancing Healthcare with Assistive Robotic Mobile Manipulation, quindi questo, diciamo, è il concetto quindi ovviamente, diciamo, parliamo di manipolazione mobile, cioè un carrellino e anche un braccio manipolatore, oppure in realtà è un sistema, diciamo, bimanuale. E questo è inserito in un obiettivo più ambizioso, che è quello dell'ospedale del futuro, cioè il fatto che alcune operazioni possono essere automatizzate ed eventualmente essere rese anche autonome. È chiaro che
il robottino che va in giro per i corridoi ovviamente deve essere sicuro, perché deve essere sensorizzato, deve riconoscere la presenza delle persone e non deve andare a sbattere non solo contro le porte oppure un ostacolo e così via, ma anche condiviso con le persone. Quindi ci vorranno delle infrastrutture dedicate? Sì. Cioè, i nuovi saranno adattabili? Sì, no, ci possono essere degli ambienti opportunamente sensorizzati. Pensiamo, ma voglio dire, le telecamere di sicurezza già ci sono in tutti, quindi quelle possono essere utilizzate, però poi ci sono anche i sensori di bordo che gli consentono di lavorare, cioè di navigare in sicurezza, tranquillamente, senza problemi. Il problema vero qual è? È che ovviamente questi sono ambienti in cui c'è una mappa dell'ambiente noto, perché io conosco l'ospedale, no? Come se penso di utilizzare così, però ovviamente ho le persone, cioè quindi il sistema si avvantaggia di una conoscenza pregressa dovuta al fatto che io conosco, diciamo, la geometria di come mi sto muovendo, però posso avere persone, diciamo, esatto, però questo diciamo, si può fare. Il problema è, diciamo, sempre sulla parte di interazione fisica, perché fin tanto che il robot deve solo muoversi e andare, seguire dei percorsi e fare delle operazioni, nel momento in cui deve fare un'azione fisica, prendere un oggetto, prendere qualcosa, oppure essere, diciamo, come dire, interagire fisicamente con l'essere umano, ovviamente, diciamo, dal punto di vista tecnologico non siamo ancora a quel livello, nel senso che i cobot vengono utilizzati. Pensare che ci sia una squadra, cioè il futuro qual è? È avere, diciamo, un ambiente in cui, diciamo, una visione un tantino antropocentrica della robotica. Cosa voglio dire? Che ci sono degli esseri umani e dei robot che, come dire, cooperano in senso lato in sicurezza. Ecco, questo insomma probabilmente ci arriveremo. Chiaramente cominceremo da quegli ambienti più strutturati. Tra l'altro un conto è fare una navigazione indoors in cui ci sono delle condizioni di luce più o meno regolari e così via. Se pensiamo a un ambiente outdoors la cosa diventa ovviamente più, più difficile, perché ci possono essere, pensiamo per esempio alle auto autonome, ogni tanto qualche Tesla si va a schiantare, perché? Perché per esempio c'era un ostacolo che non era stato riconosciuto perché c'era una condizione di abbagliamento, no? Insomma, una condizione atmosferica, quindi in quel caso indubbiamente è più difficile. Sì, certo. L'ospedale di Bergamo, il nuovo ospedale di Bergamo, sì. Già in sperimentazione il sistema per il trasporto di carichi pesanti sono robot autoguidati che si muovono su percorsi orizzontali tra carichi e vari. Certamente, sì. E evitano gli ostacoli nei tunnel di collegamento dove passano anche medici specializzati. Certamente. Avvisano, nel senso chiedono permesso, sostanzialmente sono stati programmati per chiedere permesso. Assolutamente. No, ma insomma, queste sono, tra l'altro il settore della logistica è uno dei settori così, tra l'altro questo per sfatare anche un tipico luogo comune, che è il fatto che a causa della robotica, a causa dell'automazione si ha disoccupazione tecnologica. Non c'è nulla di più falso, perché? Perché è ovviamente una riconversione del lavoro. Perché? Perché per esempio Amazon ha installato nei propri impianti, negli ultimi leggevo sul Guardian qualche mese fa, 500.000 robot. Uno può pensare che sono 500.000 robot di posti, diciamo, 500, è stato freudiano, 500.000 posti di lavoro persi. In realtà, nello stesso periodo, Amazon ha fatto 800.000 assunzioni, quindi questa è la dimostrazione che abbiamo bisogno di skills umane e robotiche. Questo insomma nella maniera più assoluta. Cioè nel momento in cui vado a robotizzare, vado a automatizzare, ho bisogno proprio in maniera banale di tecnici esperti che sviluppano delle app, delle applicazioni, oppure del software, oppure in maniera intuitiva. Quindi chiaramente è una riconversione del lavoro. Diciamo, per quanto la discussione sarebbe molto più lunga, perché anche nell'artigianato la robotica sta entrando. Perché? Perché questi nuovi cobot sono talmente intuitivi da poter essere utilizzati con una modalità plug and play, al pari dell'intuitività che un ragazzo, un millennial, prende uno smartphone, mica legge il manuale di istruzione, lo accende, comincia a smanettare e capisce come funziona. La scommessa sarà vinta quando il personal robot diventerà intuitive, diciamo, come dire, pervasivo, come uno di questi oggetti. E quindi chiaramente questo è già accaduto.
Per un robot è un pochettino più difficile perché c'è proprio l'interazione fisica, quindi ovviamente è meno scontato. Una delle scommesse del mio percorso accademico è stato il libro di testo, e questo, insomma, la sfida è nata proprio quando io avevo già fatto la scelta dopo l'anno a Georgia Tech di tornare a Napoli e fare 3 anni da MOOC. Poi a un certo punto uscì il posto di ricercatore universitario che io, diciamo, al quale ambivo, che ogni anno dovevo uscire, alla fine uscì questo posto di ricercatore. Se non che però nel frattempo io avevo applicato, perché bisogna osare nella vita, a Stanford, dove c'è il più bravo robotico del mondo, che è Oussama Khatib, che viene nella foto successiva. Ero molto tentato, ed ero nella terzina dei candidati che avrebbero intervistato, quindi dovevo fisicamente andare là per l'interview. E il maestro di Khatib, che poi è Bernie Roth, che è un ragazzino di 88 anni, che continua ad andare ogni estate a Burning Man, nel deserto dell'Arizona, giusto per capire il personaggio americano, no? Diciamo, è un ex hippie, diciamo, nato nel Bronx a New York, quindi è una persona, diciamo, è uno dei miei, come dire, modelli di vita. Tra l'altro è autore di un libro che è stato un bestseller, che si chiama The Achievement Habit, che praticamente è un testo che lui ha una carriera parallela, oltre ad essere uno dei più famosi professori di meccanica e di robotica al mondo. Tra l'altro gli americani hanno un vantaggio, non vanno in pensione. Lui è l'attuale direttore della D-School, ha 88 anni, persona lucidissima. Lui è un mental coach, per cui fa, diciamo, corsi di coaching per le maggiori aziende, diciamo, multinazionali al mondo, insomma, quindi una persona che, insomma, a me ha significato tantissimo. Lui mi voleva a Stanford. Io dissi: che faccio? Lascio l'Italia, perché a quel punto, se vieni devi stare 6 anni. Non è detto che avrebbero scelto me, però il suo sogno era ricomporre la coppia, diciamo, Oussama Khatib, Bruno Siciliano. Io ci pensai, diciamo così, all'epoca ero fidanzato, mia moglie ha una laurea in legge, quindi che non poteva spendere all'estero. Poi pensai così, e ancora una volta fu Napoli e il Napoli a trattenermi, diciamo, a Napoli, però dentro di me nacque una scommessa, e la scommessa, diciamo, la vittoria della scommessa è rappresentata da quel libro di testo, che è libro di testo a Stanford e nelle maggiori università, diciamo, al mondo. E onestamente il fatto di averlo pubblicato come autore e come docente di università italiane, in particolare di Federico II, ha per me un valore, diciamo, aggiunto maggiore di quello che avrebbe rappresentato nel caso in cui io fossi andato a Stanford. Perché? Perché se uno va a Stanford è un mamma santissima. Mi ricordo le prime volte che andavo ospite a casa di Bernie, e lui non aveva ancora internet a casa. Dice: no, ma l'internet l'abbiamo dal vicino, perché là mica usano le password. Il vicino di Bernie, da cui io rubavo il segnale, mi prendevo il segnale dalla mia camera da letto. Io ho la camera, diciamo, una camera, diciamo, che sono stato tantissime volte là, era un premio Nobel. Cioè i premi Nobel si buttavano a Stanford, insomma, il vicino, insomma. Per cui già il respirare l'area di Stanford poi ti porta a pubblicare un libro, insomma. Il libro è stato tradotto in italiano, in cinese e in greco. Al libro sono molto legato, però io ho 3 figli, ho un quarto figlio. Il quarto figlio è l'Handbook, cioè lo Spring Handbook of Robotics, che è stata la cosa professionalmente più importante che abbia fatto, ancora più del libro di testo. Perché il libro di testo, una volta che uno ha il contratto, è una sfida contro se stessi, cioè hai una scadenza e devi scrivere e pubblicare il libro di testo. L'Handbook è stato il coordinamento di un gruppo di, diciamo, menti autorevoli a livello mondiale che ho condiviso con Oussama Khatib, e questa foto è scattata ai piedi del Monte McKinley, che è il picco più alto negli Stati Uniti. Noi eravamo ad Anchorage in Alaska per il nostro convegno annuale che si fa in genere nel mese di maggio, e fittammo una macchina, andammo al Talkeetna e poi prendemmo uno di quei voli, diciamo, 10 posti, che atterrò sul ghiacciaio praticamente. Fu una cosa bellissima. E la mia amica della comunicazione ad Heidelberg fece un Photoshop della Talkeetna Airways, però i colori dell'aeromobile erano proprio il rosso e il blu, che sono i colori
diciamo, di branding del marchio Springer, e quindi sembrava che i due autori potessero avere addirittura l'aereo personalizzato, insomma. Per darvi l'idea di quello che ha rappresentato l'handbook, vi faccio vedere questo breve filmato che racconta proprio in 2 o 3 minuti la storia, diciamo, dell'handbook. Oddio. Allora, vediamo un attimo, forse devo uscire dalla modalità. È strano, un attimo solo, ovviamente può accadere. Allora, se io esco un attimo dalla modalità, il filmato ci sta, perché... Eccolo qua. Però non sento l'audio, non so perché. Questo è strano. Non lo sento neanche io l'audio, neanche sul computer. Potremmo fare questi audio. Ora rientra lì, sì. Sentono anche. Provo? Sì. Cioè, allora, provo un attimo a rimetterlo in modalità così, perché così si vede meglio. Vediamo un attimo se funziona. Ok. Sì, è andato. Questa, nella seconda, l'handbook, ci sono praticamente 12 anni della mia vita, dal 2002 al 2008 per la prima edizione, e questa ha ricevuto un riconoscimento prestigioso, il cosiddetto Prose Award, che viene dato annualmente da American Association of Publishers ai migliori libri di categoria. La Springer aveva proposto il volume per la categoria Engineering and Technology e quindi, diciamo, risultò vincitore. Poi c'è l'Oscar degli Oscar, cioè c'è un award generale che è un award per Physical Sciences and Mathematics, e il libro vinse l'award generale. E come sono solito dire, questo, diciamo, non è stato un award per il publisher, per la Springer, e non è stato neanche un award per me e Oussama Khatib, né per i 200 e passa autori, ma è stato, diciamo, la consacrazione della robotica come scienza al di là dei confini dell'ingegneria e della tecnologia. Perché il libro che aveva vinto l'award l'anno prima è un libro che si chiama Molecules and Medicines di Wiley, per cui, diciamo, insomma, è stata una cosa notevole. La seconda edizione è stato uno dei primissimi libri con un'app multimediale
che da Android oppure da iPhone è possibile vedere i video direttamente nel libro. Cioè praticamente c'è un'icona che viene riconosciuta, poi c'è un portale che è handbookofrobotics.org che viene aggiornato man mano con i vari video, e quindi in qualche modo, insomma, per dare, diciamo, la dimensione multimediale a chi studia la robotica da questo libro. Dall'uscita della prima edizione a oggi, il libro è stato sempre tra i 5 libri, diciamo, più cliccati, più, diciamo, con il maggior numero di download di capitoli. Giusto per dire, nel 2020 abbiamo avuto 2 milioni di download, quindi insomma è qualcosa di notevole. Quindi per questo ho detto che è la mia quarta creatura a tutti gli effetti. Insomma. La storia di Icaros è iniziata, questa è stata un'inaugurazione ufficiale nel 2016, in cui venne l'allora ministro Lorenzin, dietro vedete De Luca, che è noto dalle cronache, no? Insomma così. E appena dietro si intravede, appena dietro la Lorenzin c'è Gaetano Manfredi, che è l'ex rettore, nonché presidente della conferenza dei rettori, nonché ex ministro dell'università, attualmente uno dei candidati per il sindaco di Napoli. Persona lucidissima, ha un solo piccolo grande difetto che speriamo che non, diciamo, come dire, che non gli costi il fatto, perché è difficile per un napoletano votare un sindaco juventino, però a Roma c'è stato Veltroni come sindaco juventino, che è stato anche un buon sindaco, no? Per cui alla fine non è che può giudicare. In realtà lui non è tifoso, è simpatizzante, diciamo, non è acceso. Per giustificarlo. Esatto, anche perché io poi lo devo votare, quindi insomma, in qualche modo. Allora, il centro Icaros è nato dalla confluenza di 2 dipartimenti di ingegneria, il nostro Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia dell'Informazione e il Dipartimento di Ingegneria Industriale, con 2 dipartimenti della Scuola di Medicina, vale a dire il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche. Quindi noi collaboriamo fondamentalmente con gli urologi, i ginecologi e i chirurghi generali, e il Dipartimento della Salute Pubblica, sempre a Medicina, e anche il Dipartimento di Fisica che ha contribuito. Al centro Icaros c'è un laboratorio di robotica, e questo laboratorio fa parte di un network di 35 laboratori in tutto il mondo che costituiscono la cosiddetta Da Vinci Research Kit Community. Perché? Perché appunto il Da Vinci, lo conoscete bene, è il sistema utilizzato per la chirurgia robotica. Bene, a questi 35 laboratori, la Intuitive Surgical, che è la casa di Sunnyvale in California, ha donato un setup su cui facciamo ricerca. Questo setup è il Da Vinci di generazione precedente, che però ha un grosso vantaggio per fare ricerca, perché è aperto. Cosa voglio dire? Questa cosa è aperto, è un termine gergale di chi fa controlli automatici. Che cosa vuol dire aperto? Che il Da Vinci clinico, io posso interagire dalla console con i comandi, però fa quello per cui è stato programmato. Avere un sistema aperto significa che io lo posso interfacciare con un computer, lo posso cannibalizzare e posso smanettare, posso provare per esempio un nuovo sensore, posso provare una legge di controllo diversa da quella che utilizza il software del sistema. Quindi per chi fa ricerca è decisamente più interessante. Tra l'altro l'Intuitive è stata, diciamo, molto intelligente, perché nel 2017 sono scaduti i brevetti dell'Intuitive dopo 25 anni. Per cui in realtà questa community è una community non solo di utenti, cioè di ricercatori che fanno ricerca sulla chirurgia robotica o robotica chirurgica, diciamo, che dir si voglia, con il sistema Da Vinci, ma anche con altri sistemi. E io vi farò vedere più avanti qualcuno di questi altri sistemi. Veniamo, diciamo, all'argomento della chiacchierata di oggi, cioè al contesto della robotica medica. Ovviamente io da buon docente mi piace sempre, cioè sono molto, come dire, in questo sono molto ingegnere, cioè sono molto razionale, cioè quando spiego qualche cosa mi piace sempre fare una classificazione, perché poi soprattutto se qualcuno sente parlare per la prima volta di robotica medica è tutto. Per cui, insomma, robotica medica sono tre grossi ambiti, no, che fanno, diciamo, la tassonomia della robotica medica. La robotica chirurgica, cioè il fatto di utilizzare degli strumenti robotici in senso lato per migliorare la qualità dell'intervento, l'accuratezza,
ridurre l'invasività dell'intervento chirurgico e soprattutto avere, diciamo, una buona, diciamo, attendibilità dei risultati. Poi ovviamente andremo a vedere quali sono i vantaggi specifici, però si parla anche di robotica medica per la robotica riabilitativa, che può essere intesa non solo per quanto riguarda le persone che hanno per esempio subito diciamo, come dire, una menomazione sensomotoria, un ictus oppure diciamo un'emiparalisi e così via, però anche diciamo, per le persone anziane e in generale per andare a incrementare quella che è la indipendenza di una persona che in qualche modo diciamo, proprio, proprio come qualità della vita. Robotica riabilitativa che serve anche per terapia motoria. Tra l'altro io non ho modo di parlare in questa occasione, però la robotica riabilitativa che è nata in un contesto medico ora cioè i famosi esoscheletri, i robot indossabili, vengono utilizzati ora anche in contesti lavorativi. Per esempio c'è una startup pisana con la quale noi collaboriamo che si chiama Juvo, che è di Maria Chiara Carrozza, l'attuale presidente del CNR, che è mia amica, mia collega, abbiamo scritto diversi lavori scientifici assieme, e Nicola Vitiello, validissimo napoletano, che ha fatto la carriera accademica alla Scuola Sant'Anna di Pisa, e i loro esoscheletri che realizzano, la Juvo, vengono utilizzati anche dagli operai, dai tecnici di officina. Perché? Perché contribuiscono fanno sì che lo scheletro diciamo, assuma delle posture ergonomicamente meno faticose e quindi riduce il rischio di disturbi muscoloscheletrici sulla persona. Quindi come vedete c'è un uso non solo terapeutico ma anche diciamo, da un punto di vista proprio ergonomico. Insomma. Poi c'è il settore ampio della biorobotica che riguarda o i robot di ispirazione umana o biologica, e qua potrei aprire una lunghissima parentesi perché diciamo, se voi andate su Wikipedia e fate una ricerca di foto, la Wikipedia di robot, scoprirete che il 90% di queste foto sono robot giapponesi e uno sarebbe indotto a pensare che la robotica giapponese è più avanzata rispetto alla robotica americana o alla robotica europea. In realtà non è così. Perché? Perché il fatto, se io penso al robot, penso all'apparenza umana. E allora, diciamo, i giapponesi hanno realizzato dei robot a immagine e somiglianza degli esseri umani oppure degli animali. Perché? Perché è come è strutturata la loro società e c'entra anche la loro religione, perché i giapponesi sono shintoisti e quindi ritengono che le macchine, per interagire con gli esseri umani, devono avere un aspetto simile a esseri umani o animali. Quindi questa, diciamo, è la motivazione. Laddove nelle società occidentali il fatto di trovarci un androide, un doppio meccanico che è simile a noi ci potrebbe creare un che di angoscia, seppure come dire, i tempi stanno cambiando, perché quando Sony realizzò il cagnolino robotico Aibo, Sony vendette non mi ricordo quanti esemplari in Giappone in mezz'ora su internet, così. Nel resto del mondo si impiegò 6 mesi per vendere lo stesso numero di unità che furono vendute in mezz'ora in Giappone. Perché? Perché i giapponesi credono nel fatto che il robot companion, l'assistente robotico, debba avere un aspetto, diciamo, come dire, antropomorfo. Nella biorobotica ci sono diverse discipline che vanno a confluire nella biorobotica. Perché? Perché poi su questo tornerò un pochettino più avanti, per quanto riguarda anche la possibilità di studiare l'essere umano attraverso la macchina. Quindi il fatto, diciamo, di utilizzare un robot come uno strumento per capire quali sono, diciamo, gli aspetti fisiologici dell'essere umano e anche per, diciamo, come dire, simulare alcune condizioni di patologia. Poi c'è tutta la parte, ho detto, il fatto, io ho 2 protesi robotiche, cioè 2 protesi al ginocchio, purtroppo non ho avuto ancora, diciamo, l'intervento robotico. Il mio chirurgo di fiducia, che è all'ospedale Sacro Cuore a Negrata, vicino Verona, da un anno a questa parte ha iniziato a operare col sistema robotico, però su questo magari andiamo più avanti. Insomma. Se restringiamo la nostra attenzione alla computer integrated surgery, cioè alla chirurgia in cui si utilizza
strumento computer, vediamo come funziona, cioè qual è il principio di funzionamento di un robot chirurgico. Cioè in realtà nell'intervento vero e proprio, diciamo, fatto eventualmente con l'ausilio di un robot, innanzitutto è uno strumento di ausilio, cioè nel senso che non è che il robot si sostituisce al chirurgo, perché non dovrà mai essere così, su questo tornerò più avanti. C'è una fase preoperatoria in cui si fa una pianificazione dell'intervento e si fa, diciamo, come dire, se pensiamo per esempio a una protesi, la protesi deve essere dimensionata in base alle dimensioni del femore, della tibia, del piatto tibiale del femore, per cui si sceglie, diciamo, sulla base delle radiografie oppure di una risonanza magnetica, si sceglie per esempio di intervenire. Poi c'è la fase intraoperatoria in cui idealmente il piano operatorio dovrebbe essere aggiornato in linea con quello che accade durante l'operazione. È chiaro che questo c'è il ruolo ovviamente guida, diciamo, del chirurgo. E poi c'è anche la fase post-operatoria in cui effettivamente la tecnologia, il computer può essere utilizzato per andare a verificare, diciamo, la bontà dell'intervento effettuato. Sempre a livello tassonomico, vediamo quali sono i punti di forza e i punti di debolezza e limitazioni, da un lato degli esseri umani, che devono fare, cioè dei chirurghi fondamentalmente, e dall'altro dei robot. È chiaro che tipicamente quello che è un punto di forza per il robot può essere un punto di debolezza per l'essere umano e viceversa. Per cui quali sono i punti di forza dell'essere umano? Il fatto che l'essere umano ha una stretta, un forte coordinamento delle mani e dell'occhio, cosa che non c'è ancora nel robot. Questo ci tornerò tra un po'. Poi la destrezza, perché parlavamo poc'anzi delle mani artificiali. Chiaramente la mano umana è molto più destra della più avanzata mano robotica da un punto di vista tecnologico. Poi chiaramente la flessibilità, l'adattabilità e il fatto che l'essere umano può integrare in tempi rapidissimi, diciamo, dati, informazioni anche disparate fra di loro, diverse, nel senso che non è che ha bisogno di classificare queste informazioni. Poi c'è un conto, sono le informazioni, come dire, oggettive, i dati oggettivi. Però poi c'è anche l'abilità di utilizzare dei dati qualitativi, che è molto più difficile codificare per la macchina. Poi, diciamo, il fatto, diciamo, good judgment, nel senso di, diciamo, del giudizio, di prendere decisioni, e il fatto che in qualche modo è facile, diciamo, nel senso che il chirurgo specializzando può facilmente imparare dal suo maestro. Se penso invece a un sistema robotico, non è detto che sia così semplice insegnargli quello che si vuole che faccia, insomma. Limitazioni è ovviamente, diciamo, se io ho la scala millimetrica, già una chirurgia robotica potrebbe essere più precisa di una chirurgia open surgery. Pensiamo per esempio a una isterectomia oppure a una prostatectomia, in cui c'è il rischio di andare per esempio a recidere qualche nervo. È chiaro che in questo caso il sistema robotico offre una precisione migliore. Perché? Perché attraverso il Da Vinci io col sistema video ho una visione in alta definizione e con un senso tridimensionale, quindi in pratica vedo molto meglio che vedrei invece con i miei occhi al tavolo operatorio. E poi, insomma, ovviamente, diciamo, tutti quelli che possono essere le limitazioni, per esempio il tremore del chirurgo, oppure la stanchezza del chirurgo. Quindi sono tutti contesti in cui effettivamente il sistema robotico può essere, diciamo, di aiuto. Anche la questione della sterilizzazione è un punto importante, per cui effettivamente il fatto di utilizzare il robot potrebbe, diciamo, operare in condizioni, diciamo, di sterilizzazione maggiore. E poi c'è un altro aspetto importante che è quello delle infezioni eppure delle radiazioni. Io ricordo sempre che c'era un chirurgo ortopedico nel palazzo Iannelli, noto a Napoli, che alla fine praticamente aveva perso 2 o 3 dita. Perché? Perché con le radiazioni, diciamo, le radiografie che facevano durante l'intervento, alla fine praticamente aveva, diciamo, e questo è accaduto anche per diversi chirurghi, insomma. I punti forti dei robot, l'accuratezza, la stabilità, il fatto che il robot non si stanca, diciamo letteralmente,
e può essere progettato per un ampio range di scale, può essere sterilizzato ed è ovviamente resistente a radiazioni e infezioni, e poi soprattutto può integrare diversi sensori, anche se questo è un punto delicato sul quale arriverò tra un attimo. Nel momento in cui si parla di robotica chirurgica, dove è nata la robotica chirurgica? In realtà la robotica chirurgica è nata proprio da quelle applicazioni in campo industriale degli anni 80, cioè nel senso che inizialmente si è tentato di impiegare gli stessi robot utilizzati, pensiamo ai robot manipolatori, al contesto chirurgico. Solo che questo non è stata una operazione facile, un'operazione indolore. Perché? Perché in qualche modo il robot doveva non solo, non era pensabile di avere un robot che si sostituisse al chirurgo, per cui il robot doveva avere delle capacità di adattabilità e un certo livello di autonomia che in qualche modo era da condividere tra il chirurgo e la macchina. Quali sono le tecniche utilizzate dai sistemi robotici per la chirurgia, o almeno quelle che dovrebbero essere utilizzate? Io qua parlo da un punto di vista proprio scientifico, insomma. La capacità di processare delle immagini, e questo è evidente che è la cosa fondamentale, la capacità di prendere delle decisioni e fare delle pianificazioni, quindi pensiamo al contesto preoperatorio e al contesto operatorio su uno spazio 3D, ovviamente, la capacità di controllare il sistema e di utilizzare informazioni sensoriali in tempo reale è un qualche cosa che in realtà non c'è ancora, cioè la percezione attica, cioè proprio il tatto, no? dal greco attikos. Perché? Perché questo non c'è ancora. E infatti, se andiamo a vedere questa scala, questa tassonomia dei livelli di autonomia, questo è stato pubblicato nel 2017 su Robotic Science da un gruppo di autori molto noti sulla robotica chirurgica, tra cui mi piace menzionare Paolo Dario, che è uno dei pionieri della robotica. Lui va in pensione quest'anno alla Scuola Sant'Anna, è stato il pioniere, uno dei papà della robotica italiana, insomma. Bene, in questo lavoro che potete trovare su Science Robotics nel 2017 sono stati tassonomizzati quelli che sono i livelli di autonomia. Non vi dovete sorprendere sul fatto che attualmente, allo stato dell'arte, siamo ancora a livello 0, che è quello più a sinistra. Mi sono dimenticato di mettere i numeri, vanno da 0 a 5, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Siamo ancora a livello 0, cioè nel senso che il robot viene teleoperato dal chirurgo, dalla console, ma non c'è nessuna interazione. Più avanti vedremo come questa interazione potrebbe essere utile al chirurgo specializzando, potrebbe essere utile al chirurgo stanco e potrebbe essere utile anche a un chirurgo bravo che però vuole provare a fare un tipo di intervento che magari non ha mai fatto prima. E su questo, insomma, possiamo tranquillamente discutere. Allora, le procedure che poi hanno portato gradualmente dalla open surgery alla robotic surgery, innanzitutto si è cominciato con il laparoscopio, con la laparoscopia. Bene, nella laparoscopia il chirurgo che cosa fa? È una sorta di open surgery, però in cui si usa uno strumento. Nel momento in cui uso lo strumento, quella caratteristica che io ho evidenziato prima, cioè il coordinamento tra la visione e il tatto, è naturale attraverso lo strumento. Per cui effettivamente il chirurgo non solo vede, anche se però non vede in alta definizione con l'aparoscopio, però sente anche, per esempio se sta tagliando un tessuto, sta facendo una sutura e così via. Per cui è chiaro che nella laparoscopia c'è uno strumento che viene utilizzato che in qualche modo è, un'estensione sensoriale del chirurgo che utilizza questo strumento perché magari, per esempio, nella chirurgia del retto, quindi la TEM, la Transanal Endoscopic Microsurgery, si utilizza uno strumento che poi è un endoscopio ed è un esempio di laparoscopio a tutti gli effetti, in cui è il chirurgo manualmente che utilizza questo strumento, per cui attraverso lo strumento riesce per esempio a rimuovere delle cellule cancerose dal retto.
Nel momento in cui devo fare un'operazione nel colon, la cosa diventa molto più complicata, perché il colon ovviamente è soffice, non riesco ad accedere, posso avere delle capsule che vanno a fare diagnostica. La difficoltà in robotica è sempre, rispetto all'intelligenza artificiale, il fatto che c'è la dimensione fisica. Cioè io non solo voglio la capsula che naviga nel colon e mi va a marcare quelli che sono per esempio dei polipi allo stato 1 o 2 che potrebbero richiedere, diciamo, un intervento, ma dovrei essere in grado di operare senza, diciamo, diagnosticarli e poi in una fase successiva, no, fare l'intervento. Non a caso una delle, delle linee di ricerca più interessanti è quello della Theranostics. Theranostics intende Therapy and Diagnostics, cioè il fatto, e in questo diciamo, la tendenza attuale è quella ovviamente di utilizzare gli orifizi del corpo umano, in modo da poter utilizzare gli orifizi per fare diagnostica in one stop shop praticamente, quindi diagnostica e terapia allo stesso tempo. I benefici delle procedure minimamente invasive è il fatto che chiaramente di ridurre, diciamo, il disagio dovuto all'intervento operatorio, anche da un punto di vista cosmetico, diciamo, l'intervento è meno invasivo, e soprattutto di ridurre la convalescenza e il costo del paziente, no? Perché attualmente con una prostatectomia robotica, per esempio, il paziente dopo 48 ore va a casa, mentre invece prima aveva una degenza molto, molto più lunga. I limiti però ci sono, perché? Perché non c'è la stessa, nelle procedure minimamente invasive, non c'è la stessa destrezza nella manipolazione della mano umana in open surgery, no? Però una cosa che volevo portare alla vostra attenzione è questa, che in realtà la tecnologia consente anche di elevare l'asticella. Cosa voglio dire? È chiaro che ci sarà, per esempio, uno dei chirurghi più bravi di robotica è un italiano, è un cervello in fuga, Pier Cristoforo Giulianotti, University of Illinois Chicago, che è considerato forse uno dei numeri 1 per la chirurgia generale robotica. Io, quando lui venne a tenere un keynote a Napoli, in un convegno organizzato da un amico, Guido De Sena, che è un chirurgo generale del Cardarelli molto bravo, che lui è il direttore della RAIN, Robotics Academy Intuitive Napoli. Noi a Napoli abbiamo il secondo centro per il training sulla chirurgia robotica in Europa, dopo quello di Orsi, che sta tra Bruxelles e Gand, in Belgio. E niente, fece questo keynote e io rimasi veramente proprio ammirato. Perché? Perché era riuscito a fare operazioni con il sistema Da Vinci, operando anche di un tumore al pancreas, quindi è un tipo di intervento in cui l'accesso è molto, diciamo, come dire, ovviamente è molto delicato. Perché? Perché essendo molto bravo è come mettere una macchina di Formula 1, un pilota di Formula 1 oppure che la guida uno di noi. È chiaro che le prestazioni ci sono, però ci sarà sempre il chirurgo più bravo. Allora la tecnologia che cosa serve? La tecnologia serve ad alzare l'asticella, a fare in modo che anche il chirurgo meno bravo, grazie allo strumento tecnologico, può fare meno errori e quindi può essere in qualche modo guidato. Ma per essere guidato dobbiamo essere in grado di aumentare il livello di autonomia e che non sia un replicatore dei comandi del chirurgo, perché deve essere un qualche cosa di ausilio. E allora, sempre sulle procedure minimamente invasive, vediamo qual è il ruolo dell'assistenza robotica per queste procedure. In realtà, quello che avviene attualmente è illustrato da questo grafico, in cui fondamentalmente come funziona il sistema? Il sistema con le frecce praticamente in qualche modo a linea piena, quello è lo stato dell'arte della tecnologia. Le frecce tratteggiate sono quello che vorremmo poter realizzare, ma non è ancora lo stato dell'arte in campo clinico, siamo ancora a livello di ricerca e di prototipi. Perché? Perché tipicamente c'è una console alla quale siede il chirurgo, quindi la console master, il chirurgo dà dei comandi attraverso dei joystick, sono 2 joystick, e c'è il robot che è al tavolo operatorio che fa l'operazione del chirurgo che vede così, però il chirurgo non sente. Quindi vedete che sotto è tratteggiato, cioè il chirurgo in open surgery e il chirurgo con il laparoscopio sente anche il tessuto, mentre invece il chirurgo deve interpretare la consistenza di un. Pensiamo per esempio alla differenza come densità, ci sono dei sensori che consentono
da immagini ottiche di ricostruire quello che per esempio la densità, diciamo, pensiamo ad esempio a una massa cancerosa, no? Per cui è chiaro che in quel caso ci sta la possibilità, però un conto è sentirla con le proprie mani oppure attraverso uno strumento. Ecco, questo allo stato dell'arte non c'è ancora, però siamo vicini. Perché? Perché non solo Intuitive, ma altre case hanno cominciato a realizzare dei sistemi che danno anche la percezione tattile, la percezione, diciamo, di forza, che è quello che ovviamente farebbe, diciamo, fare un passo avanti per la tecnologia. Ora, io qua, diciamo, potrei, come dire, spendere molto tempo, però, diciamo, cerco di darvi una panoramica di come funzionano. Diciamo, abbiamo detto che la cosa più importante ovviamente sono le immagini, ed è ovvio che le immagini sono le cose più importanti per quanto riguarda la buona riuscita di un'operazione chirurgica. Bene, ovviamente le tecniche devono essere, diciamo, non invasive o minimamente invasive, per cui si parla, diciamo, dalla CT alla risonanza magnetica, oppure tecniche specifiche come possono essere l'ultrasonografia, la fluoroscopia, oppure la radiografia, diciamo, convenzionale. E soprattutto, diciamo, il problema è come uso queste immagini, nel senso che è chiaro che io posso avere una ricchezza di immagini, no? Però è ovvio che poi devo utilizzare queste immagini, pensiamo proprio alla fase preoperatoria, per non solo codificarle e registrarle, ma anche per pianificare e per utilizzare queste immagini in tempo reale durante l'intervento. Attualmente i sistemi di navigazione, per esempio noi stiamo collaborando ora con dei colleghi di odontoiatria e di implantologia. Perché? Perché il tecnico odontoiatra realizza un impianto in maniera micrometrica sulla base della panto, come si chiama? Panto? Esatto. Ortopanoramica. Esatto, ortopanoramica, esattamente. Io sono sempre un ingegnere. Così. Per cui solo che poi c'è l'abilità di chi lo impianta. Per cui ci sono dei sistemi di navigazione già commerciali che guidano, con la differenza che il paziente all'intervento chirurgico è anestesizzato, così, mentre invece il paziente, è un paziente sveglio, che quindi può muovere la testa, però è anestesizzato, diciamo, nella parte in cui è l'impianto. Per cui sono sistemi che in tempo reale fanno il tracking e, diciamo, dicono dove mettere un perno, cioè dove fare il foro, a che profondità farlo per l'impianto. E quindi questo è un classico esempio in cui qualche cosa può essere, diciamo, come dire, utilizzata. Sempre sulle tecniche diciamo, che utilizzano le immagini, i problemi che bisogna risolvere, questo diciamo, riguarda, diciamo, il contesto tecnico. Ovviamente al chirurgo, da un punto di vista utente, serve che le immagini siano utili, no? Quindi pensiamo per esempio a una CT, no? Quindi in qualche modo a una TAC, è chiaro che la TAC, diciamo, oppure una risonanza magnetica, però ovviamente, diciamo, c'è tutta, come dire, una fase, come dire, tecnica, proprio matematica di trattamento dell'immagine, che riguarda una possibilità anche di categorizzare queste immagini da un punto di vista statistico. E soprattutto, e qua ci sono stati, diciamo, dei grossi passi, perché ora esistono delle banche dati che sono, quindi, diciamo, esiste un cloud di dati operatori che sono disponibili per le varie, diciamo, patologie e soprattutto per i vari interventi chirurgici. Io qua mi limito alla parte, ovviamente, diciamo, che conosco meglio, insomma, per quanto riguarda la robotica chirurgica, ed è ovvio che in qualche modo io posso fare, durante l'intervento, posso vedere, puntare a fare un matching tra quelli che sono i dati disponibili di un cloud di pazienti simili che hanno avuto un certo tipo di intervento chirurgico con i dati preoperatori del paziente e i dati che i sensori mi danno in tempo reale nel momento in cui sto facendo l'operazione. La cosa però importante è che questo loop lo chiudo attraverso il chirurgo e deve essere così. Cioè, io ho presentato quella tassonomia dei livelli di autonomia. Al livello di autonomia massimo non ci arriveremo mai, tranne per operazioni proprio molto di routine, chiaramente, ma è ovvio che
alla fine sarà sempre il chirurgo in the loop e quindi ci sarà sempre un problema di autonomia condivisa tra chirurgo e macchina. C'è una domanda di un collega che sta seguendo su YouTube ma non riesce a entrare su Teams, quindi non gliela può fare direttamente. Sì, come no. Chiede, poiché la chirurgia si sta sempre più settorializzando, si potrebbe, cioè si fa intervento a distanza con il super specialista che interagisce con la console e poi operatori invece meno settorializzati che sono sul tavolo operatorio e concludono, diciamo, supervisionano fisicamente. Questo è possibile con delle tecnologie di rete avanzata. Sicuramente con il 5G c'è un articolo che ho scritto l'anno scorso su Repubblica insieme a Fanny Ficucello sull'utilizzo, poi magari nella chat oppure lo mando a Silvano e lo va a diffondere, in cui parliamo proprio del fatto della tecnologia 5G, perché il problema qual è? Il problema è la velocità della rete, ma non è tanto un problema di velocità. Perché? Perché i robot sono stati anche teleoperati sulla stazione spaziale. Il problema è il ritardo, ma neanche il ritardo. Il problema è il fatto se il tempo di latenza è costante o meno. Perché se è costante, allora è semplice, perché se è costante io vado in feed forward, faccio un anticipo e quindi io so che un comando impiega tot millisecondi. Allora, con l'utilizzo di reti dedicate, tipo la rete 5G, sarà possibile fare quello che aveva proposto questa domanda, cioè cosa voglio dire? Sarà possibile innanzitutto, chiaramente il sogno è che in qualche modo si possa fare intervento a distanza, però è anche utile il fatto che ci può essere un chirurgo esperto remotizzato che può interagire col chirurgo in carico che sta facendo l'intervento anche alla console di un sistema robotico, e quindi questo è importante. Però a mio avviso è anche altrettanto importante, se non più importante, per quanto riguarda proprio il discorso del training. Tant'è vero che noi ora abbiamo un progettino di ricerca che è un progetto che si chiama REST, Remote Surgical Training, che è finanziato da Intuitive Foundation, è un seed money perché ci hanno dato 50-60 mila euro, 60.000 dollari, che stiamo facendo con Guido De Sena, e noi abbiamo a Napoli un gruppo, il GRIO, il gruppo robotica interospedaliero, che vede i 4 ospedali della zona collinare, vale a dire il Cardarelli, il Policlinico, il secondo Policlinico, il Policlinico dove c'è il centro IGOS della Federico II, il Monaldi e il Pascale, che sono proprio geograficamente, Clara li conosce bene, nella stessa area geografica collinare. Bene, il problema, quando c'è stata la pandemia di Covid, i proctor, cos'è il proctor? Il proctor è il chirurgo che va a fare la console master, cioè quello che supervisiona il chirurgo meno esperto o lo specializzando. Bene, gli specializzandi non potevano più fare pratica, perché? Perché il proctor non poteva recarsi fisicamente ai laboratori che stanno al Cardarelli della Rain, dell'Academy, praticamente. Quindi, ovviamente, il fatto che, tra l'altro, il proctor per fare un intervento di un'ora, tipicamente si deve spostare da un posto all'altro, viaggia un giorno e mezzo, per quanto ci possono essere anche degli aspetti, come dire, ludici del fatto. Io sto soffrendo in prima persona del fatto che, essendo abituato a essere giramondo in tutto il mondo, poi alla fine ci siamo, tutti quanti fermati. Probabilmente la verità sta nel mezzo, nel senso che probabilmente non sempre si può girare fisicamente, e quindi questa tecnologia, per quanto riguarda il training degli specializzandi e per quanto riguarda anche la possibilità di fare cadaver lab, perché tipicamente quando c'è una nuova tecnica si fa animal lab, poi si fa cadaver lab e poi dopo si fanno gli interventi seguiti da un proctor più esperto sul paziente, no? Bene, per tutta questa fase qua è importante avere una rete dedicata, e il vantaggio delle reti 5G è che garantiscono un tempo di latenza costante. Esatto, stabilità di connessione e durata della latenza. Quindi ora noi in questo progetto stiamo emulando, abbiamo fatto una rete dedicata con 2 ambienti
diciamo, 2 stanze così, però in cui ovviamente andiamo a emulare una condizione, diciamo, di distanziamento fisico, per cui gli ambienti sono vicini, però potrebbero trovarsi anche a 300 km l'uno dall'altro. E stiamo testando questa tecnologia anche in base al chirurgo che deve, diciamo, stiamo facendo fondamentalmente, utilizziamo dei phantom, dei mock-up, diciamo, di organi con cui andiamo a emulare, diciamo, gli interventi chirurgici. E questo è un progetto che è iniziato ora a gennaio 2021, avrà, diciamo, una durata di 1 anno. È quasi uno studio di fattibilità, per capire anche il livello di accettabilità, perché poi se io devo vincere, devo recuperare un tempo di latenza, devo fare un'operazione in qualche modo in anticipo, quindi devo imparare a operare in questo modo qua, nel senso che l'operazione poi, quella determinata operazione viene fatta tot microsecondi dopo e così via. Quindi, tornando alle tecniche diciamo, del trattamento delle immagini, ci sono diversi approcci in letteratura. Io, diciamo, per essere in qualche modo esaustivo, ho riportato in modo che questo materiale poi possa essere utile dopo per approfondire. Per esempio, un capitolo dal quale, un riferimento bibliografico dal quale partire potrebbe essere proprio il capitolo dedicato a Surgical Robotics, a Robotic Surgery dell'Handbook, che è scritto da Paolo Dario, insieme a Russ Taylor, Russ Taylor è un professore di Johns Hopkins, è là che è stata sviluppata il grosso della tecnologia dei sistemi intuitivi, dei sistemi Da Vinci. Quindi, insomma, in qualche modo ho voluto riportare i vari approcci che sono utilizzati in letteratura. Ci sono degli approcci in cui le immagini vengono processate e vengono ricostruite per ricostruire per esempio un modello tridimensionale di un pancreas, di un organo, in base a delle tecniche dove ci sono dei markers fiduciali, si parla, no? Insomma, in qualche modo. Per cui chiaramente il robot va a diciamo, rivelare questi marker e in qualche modo attraverso questi sensori ricostruisce il modello dell'osso, che se si tratta di una chirurgia ortopedica, oppure diciamo di un organo se si tratta di chirurgia, diciamo, generale, chirurgia endoscopica e così via. Oppure ci possono essere anche, in alternativa a dei marker fiduciali, anche degli approcci che in qualche modo cercano di fare un matching tra una forma anatomica della parte che io sto operando e i dati disponibili in fase preoperatoria. Quindi cercano di fare diciamo, questo matching tra i modelli geometrici degli organi che abbiamo e i dati preoperatori a disposizione. Chiaro che il problema è quello del chirurgo bravo che utilizzi questa tecnologia per correggere in tempo reale in base a quello che poi il chirurgo è chiamato a prendere delle decisioni durante l'operazione, nel senso che mi è stato spiegato che quando io ho avuto l'intervento di protesi, alla fine il chirurgo ha deciso di protesizzarmi, di fare una protesi bilaterale, quindi solo la testa del femore, il piatto tibiale, però mi ha lasciato le rotule. Ed è una cosa che anche la migliore risonanza magnetica non rivela. Certamente il grado di artrosi è rivelabile, per cui si capisce la rotula così, però è una decisione che viene presa in tempo reale durante l'operazione, in base a come il chirurgo riscontra la rotula del paziente. Dovrebbe essere i dati che si raccolgono durante l'operazione, dovrebbero andare a migliorare la qualità delle risonanze, delle TAC, perché noi spesso non abbiamo corrispondenza né nella grandezza. Per esempio è un tumore che appare di 8 cm, poi apre altro. Esattamente. Il collegamento tra il chirurgo che modifica, diciamo, quello che poi vede rispetto all'immagine è molto utile in radiologia per migliorare la capacità diagnostica. Il sogno è quello, diciamo, ora noi abbiamo iniziato a collaborare anche con Roberto Troisi, che è un chirurgo molto bravo, che è uno dei, come dire, diciamo docenti esteri che abbiamo chiamato dall'estero, insomma, che lui è molto bravo sulla chirurgia del pancreas. Un intervento di chirurgia robotica al pancreas, alle vie biliari, al pancreas in particolare, può durare anche 6-8 ore rispetto all'ora o ai 40 minuti di una prostatectomia oppure di un'esterectomia. Bene, diciamo, il suo sogno, mi ha iniziato a collaborare con lui, il suo sogno è che il chirurgo dovrebbe avere un ologramma in tempo reale
che praticamente va a sovrapporre, diciamo, quindi neanche uno schema, proprio un ologramma che va a sovrapporre in tempo reale l'organo che sta operando, perché il pancreas è di difficile accesso, per cui è anche retroperitoneale, certo. E quindi per cui praticamente con i dati, cioè la sovrapposizione della TAC per esempio, e del modello matematico ricostruito, e lui ci ha fatto vedere i dati in cui effettivamente sulle masse tumorali quando si va a operare si notano, perché per come è rappresentata così sono delle parti nascoste che anche con una ricostruzione 3D non venivano, diciamo, visualizzate, e quindi in qualche modo è quanto mai sentita l'esigenza in quel caso di possibilità di correggere, di andare ad adattare l'intervento operatorio sulla base dei dati preoperatori e dei dati, diciamo, in tempo reale, no? dei sensori che consentono, diciamo, di avere queste immagini. Il piano preoperatorio e i dati, in effetti, se uno ci pensa, possono essere utilizzati, cioè questo è un problema che prescinde dall'utilizzo o meno della chirurgia robotica. Perché? Perché anche in open surgery, ovviamente, anche io mi faccio un piano preoperatorio. È chiaro che se c'è il robot, ovviamente, forse qualcosa può essere vantaggioso, perché per esempio il robot potrebbe, quello che menzionava la domanda, diciamo, in realtà non è solo il sistema robotico, perché oltre al chirurgo ci sono dei tecnici operatori, e tra l'altro, diciamo, la prospettiva è che ora nelle sale operatorie ci deve essere anche un ingegnere, perché è così insomma, in qualche modo che sta andando, diciamo, la tecnologia. Anche perché per esempio l'Italia è il paese dove ci sono in Europa, dove ci sta il maggior numero di Da Vinci in Europa. Cioè in Germania sono 100 milioni, noi siamo 60 milioni, abbiamo più Da Vinci che in Germania. Se però andiamo a vedere il numero delle operazioni fatte, sono tutti quanti sottoutilizzati, ma non per manco così. Perché? Perché ovviamente siamo carenti a livello organizzativo, per cui il Da Vinci che noi abbiamo a Policlinico, ora abbiamo potenziato, abbiamo 2 Da Vinci, diciamo, il secondo è arrivato credo qualche settimana fa, quindi abbiamo 2 sale operatorie per la chirurgia robotica. Beh, nonostante viene utilizzato 5 giorni, 2 giorni operano gli urologi, 2 giorni operano i ginecologi e 1 giorno i chirurghi generali, e quindi condividono tutta quella parte chirurgia del retto anche con Troisi che fa le vie biliari, insomma. Bene, il problema è un problema che in teoria dovrebbero poter lavorare, non dico 24 ore, ma quasi, per cui sono tutti quanti sottoutilizzati. Perché? Perché mancano i tecnici specializzati, gli infermieri specializzati. Al di là del chirurgo bravo che ha già imparato, o degli specializzati che hanno già imparato a utilizzare la chirurgia robotica, è un problema, diciamo, come dire, organizzativo, come al solito. Ma questo è vero non solo nel caso della chirurgia robotica, è vero in tanti altri contesti, diciamo, in Italia. Però abbiamo il maggior numero abbiamo più Da Vinci in Italia. Ovviamente la Bimedica, che fa pagare questo sistema una barca di soldi, perché lo fa pagare 3 milioni di euro. Il sistema costerebbe $1 milione. In Italia è commercializzato, costa 3 milioni di euro. E che è più, cioè già $1 milione sarebbe più di $1 milione, quindi figuriamoci così. La Bimedica è ben felice di vendere tutti questi sistemi Da Vinci. Tra l'altro uno dei miei ex studenti, che io speravo che facesse il dottorato, che si è laureato con Fanni Ficucello, è stato assunto alla Bimedica, e lui ora è il tecnico responsabile, diciamo, tutta la manutenzione di tutti i Da Vinci del sud Italia, praticamente, anche perché ne hanno venduti, diciamo, molti, e per cui questo ragazzo aveva iniziato a collaborare con loro e poi alla fine, diciamo, l'hanno ovviamente. Io dicevo poc'anzi, ho menzionato il Pier Cristoforo Giulianotti, perché? Perché io gli ho visto fare degli interventi. Allora, il Da Vinci nasce per una chirurgia robotica in cui l'unità di misura di riferimento è il millimetro, nel senso che nella prostatectomia, nell'isterectomia, se io ho un'accuratezza in millimetro faccio una buona operazione, e col fatto che io vedo in alta definizione, vedo amplificato così, faccio l'intervento in maniera precisa. Però ci sono delle chirurgie che, diciamo, passano dalla scala millimetrica alla scala micrometrica. Pensiamo per esempio alla chirurgia maxillofacciale, oppure all'anastomosi delle vie biliari. In questo caso le vie biliari sono come uno spaghettino numero 4, per, diciamo, come riferimento gastronomico, insomma.
Per cui in quel caso il chirurgo bravo riesce a utilizzare il Da Vinci e riesce a fare questo intervento. Il chirurgo meno bravo non è detto che ci riesca. E allora, visto anche che il settore tecnologico si è aperto con tutti questi, diciamo, brevetti che sono scaduti, c'è quello che vedete sotto, è una piattaforma in cui, quello che vedete sopra, questo qua, esatto qua, questo qua è quello di Intuitive Surgical, la scala millimetrica. Quello invece che vedete sotto è un tool sviluppato per la microchirurgia robotica, e c'è una startup altrettanto pisana con la quale collaboriamo, che si chiama Medical Micro Instruments, che credo di avere una foto dopo del sistema, che è stata il CEO di questa startup, è un altro napoletano valido che si chiama Giuseppe Prisco, che è un laureato di Napoli, che poi è andato alla Sant'Anna e poi ha lavorato 11 anni all'Intuitive in California, poi è tornato in Italia e ha messo la sua azienda, e loro hanno già certificato questo sistema. Non so quale sarà il nome commerciale di questo sistema, però questa piattaforma si chiama Pico ed è pensato per la microchirurgia. Quindi, diciamo, questo, insomma, è un ulteriore challenge, ovviamente. Perché? Perché chiaramente potrebbe offrire una precisione maggiore e un'altrettanto destrezza in spazi molto, molto, diciamo, come dire, costretti in qualche modo. E infatti, ce l'avevo qua, insomma. Quindi questi sono... Qua siamo ancora a un livello prototipale, i 5 sistemi più importanti che sono stati sviluppati proprio con microchirurgia robotica. Il primo è stato sviluppato all'Università di Calgary in Canada, poi c'è stato il RAMS, che è stato sviluppato proprio Robot Assisted Microsurgery al Caltech, che quindi il Caltech è un laboratorio che tutta la robotica al Caltech è fatta anche per il Jet Propulsion Laboratory della NASA praticamente. Poi c'è stato un altro sistema, sempre di microchirurgia, l'MSR, poi c'è stato il sistema STAR, questi sono sempre tutti sviluppati in America, e poi in ultimo, ecco, il Pico, che il Pico però è il nome della piattaforma di ricerca, avrà un nome commerciale diverso, che è stato sviluppato da Medical Micro Instruments, insomma, quindi questo hanno già superato la fase di certificazione, credo che esca entro la fine del 2021. Insomma, il sistema, a meno che non sia già uscito, però non mi sembra, perché, diciamo, in qualche modo siamo in contatto. Tra l'altro uno dei nostri dottorandi, Rocco Moccia, che discuterà la tesi di dottorato fra qualche giorno, ha collaborato con loro proprio sulla parte di percezione tattile del sistema, quindi che ha lavorato su questo sistema. Un altro aspetto importante, che insomma, in qualche modo ho già citato, riguarda non solo la chirurgia vera e propria, ma la fase di addestramento, il training, e anche la possibilità di avere dei simulatori. Perché? Perché questo è significativo. Perché? Perché in qualche modo, grazie al simulatore, io non solo posso ridurre i costi del training stesso, però è chiaro che io posso prevedere, posso andare a simulare un intervento, diciamo, operatorio, e posso capire il successo di un particolare intervento, diciamo, chirurgico, e in qualche modo, come diceva giustamente la stessa Balzano poc'anzi, anche il fatto, diciamo, di andare a migliorare. Cioè, se io ho questi dati che ho riscontrato perché ho visto questa rotola, pensiamo per esempio alla protesi del ginocchio e così via, sono dati che in qualche modo possono andare a arricchire. È come se mettessi dei tag, dei label alle immagini, e questi tag, questi label sono dei tag, dei label soggettivi del chirurgo esperto che ha visto che a volte la rotula, diciamo, può presentare, come dire, un'anatomia particolare, per cui potrebbe essere meno o meno consigliabile il fatto di protesizzarla, perché poi la difficoltà nel caso ortopedico della rotula è il fatto che una volta protesizzata la rotula, quando la protesi si consuma, lo so perché, diciamo, mi ha riguardato in prima persona, quindi in qualche modo, diciamo, ci sono passato, ho fatto da cavia, insomma, e il problema è riprotesizzare una rotula a un paziente che poi è 15 anni, 20 anni più anziano, perché non c'è più tessuto osseo. Sta nel secondo intervento, se dovessero intervenire ci pensano. Infatti, poi vediamo. Ci sono però certe limitazioni affinché tutte queste tecniche possano avere successo.
Quali sono, diciamo, le sfide più o meno della ricerca? Il fatto di avere delle configurazioni cinematiche e anche quello che è il concetto della ridondanza, cioè il braccio umano è naturalmente ridondante, perché se io per esempio vincolo la posa, cioè la posizione e l'orientamento della mia mano, come vedete io posso fare un movimento interno al braccio e questo movimento interno conferisce ridondanza e conferisce allo stesso tempo destrezza, perché è proprio grazie al fatto che ho un braccio ridondante che se devo andare a prendere un oggetto sotto al tavolo ci riesco, posso andare a sbattere contro il tavolo, però posso anche in qualche modo evitarlo perché posso assumere più posture. Quindi analogamente dovremo essere in grado di dare ridondanza e destrezza nelle cinematiche che vengono utilizzate per i robot chirurgici. Poi il fatto di utilizzare, il problema è sempre quello dell'attuazione, perché diciamo, io ho dimenticato di dirlo, la robotica viene definita come connessione intelligente tra percezione e azione. Quindi è come l'intelligenza artificiale, in cui c'è la percezione e c'è la cognizione, la parte cognitiva, però poi c'è la parte fisica, la parte diciamo attuativa. Bene, in questo caso il fatto di poter utilizzare cioè in realtà l'attuazione più efficiente, non a caso, è quella diciamo, delle ossa, dei muscoli e dei tendini delle nostre articolazioni. Quindi pensare di poter replicare, infatti non a caso ora si stanno realizzando degli attuatori che non siano rigidi, ma siano, diciamo, come si dice, a rigidezza variabile, proprio per simulare le condizioni. Il nostro braccio può fare delle operazioni di forza, può essere però è anche, diciamo, cedevole, compliant, perché? Perché grazie ai muscoli, non solo grazie alla pelle, ma anche grazie ai muscoli e ai tendini può, diciamo, variare le condizioni di rigidezza. E si sta lavorando in questo settore e chiaramente l'impatto che questa tecnologia può avere nel campo della robotica chirurgica è elevato. Poi ancora diciamo, strumenti sensorizzati, il vantaggio di avere la piattaforma aperta del Da Vinci, poi vi faccio vedere qualcosa di quello che facciamo noi, diciamo, come laboratorio di robotica di Icaros, è quello di poter sviluppare dei nuovi sensori o dei nuovi, diciamo, tool chirurgici che vanno a migliorare quello che è lo stato dell'arte. E il fatto che la piattaforma è aperta ci consente di andare a testare questa tecnologia su un muletto, per questo l'Intuitive ovviamente finanzia tutti questi laboratori, perché chiaramente poi noi condividiamo, abbiamo una community wiki con cui condividiamo i risultati e il 28 giugno, quindi fra 2 settimane, c'è uno dei 2 meeting annuali in cui i ricercatori dei 35 laboratori si vedono. Ci vedevamo a Londra ogni anno, a giugno, perché c'è l'Hamlin Symposium, che è il più importante appuntamento scientifico sulla robotica chirurgica. Era bello andare a Londra ogni anno e così via. L'anno scorso non siamo andati e quest'anno comunque si fa ancora online, purtroppo. Speriamo l'anno prossimo di poter tornare a Londra. Poi un altro problema importante, che è una limitazione, un caveat per questa tecnologia, è il fatto che noi abbiamo dei sensi da un punto di vista tecnologico che sono sviluppati oltre le capacità dei sensi umani, perché pensiamo per esempio all'ultravioletto, all'infrarosso, che vanno oltre. Però perché non abbiamo un'intelligenza percettiva al pari dell'essere umano? Perché? Perché chiaramente l'essere umano fa naturalmente la fusione dei dati sensoriali in maniera intelligente, cosa che la macchina non riesce ancora a fare. E non è un problema di processamento. Perché? Perché i tempi di calcolo sono talmente ridotti per cui addirittura si possono processare dei dati ancora più veloci del cervello umano, però è l'intelligenza in qualche modo, cioè è come l'importanza anche qualitativa di alcuni dati che solo l'uomo può fare e non la macchina. Quindi ben venga questa tecnologia, ben vengano le tecniche di machine learning, le tecniche che utilizzano il cloud e così via. Però bisogna, io personalmente da buon ingegnere, credo che il successo, la sfida in questo campo non sarà nella applicazione blind di tecniche di machine learning, ma sarà nello sviluppo di tecniche ibride, dove sulla base di modelli matematici, modelli matematico-fisici, dovranno essere arricchiti
da algoritmi intelligenti che quindi consentono di processare una quantità di dati che sarebbe impossibile processare per un essere umano, chiaramente anche quello più esperto, e che in qualche modo in tempo reale possano consentire anche di imparare dall'esperienza. Infatti, tra le tecniche di learning, quelle che poi noi stiamo più utilizzando nella nostra ricerca sono le tecniche non tanto di deep learning, cioè proprio in the blue, cioè deep, ma le tecniche di reinforcement learning, cioè che poi si lega anche a questo fatto di imparare dall'esperienza, insomma, di arricchire dall'esperienza. Ora ho un certo numero di slide che sono probabilmente dei flash, poi vado verso la conclusione, di quelle che sono le attività di ricerca in corso a Icaros. Grazie al progetto, insomma, il bello della ricerca, io vabbè, non ve l'ho fatto, però insomma, possiamo fare una pausa, anche perché diciamo, sono le 13:40, quindi possiamo fare un attimo solo, cerco una cosa carina da far vedere, perché da là, eccolo qua, è nata tutta la ricerca poi in campo medico. Eccolo qua, vi faccio vedere, questo video ha avuto più di 1 milione di click, è il robot pizzaiolo. Vabbè, possiamo farlo anche senza audio, c'era un audio e così via, però... Vabbè, non ti preoccupare. È rimasto, non lo tocca? No, forse no. No, vabbè, comunque, niente, insomma, praticamente questo è un progetto in cui noi abbiamo studiato il problema della manipolazione dinamica. Si intende la manipolazione di oggetti in maniera non prensile e di oggetti deformabili, tipo la pizza. Questo è uno dei più bravi chef napoletani sulla guida Michelin, Enzo Coccia, Pizzeria La Notizia. E gli abbiamo messo una suite sensorizzata, quindi con dei giroscopi e degli accelerometri, per registrare tutti i suoi movimenti e per farli replicare dal robot. Bene, una delle tecniche che abbiamo sviluppato in questo progetto riguarda il fatto di riconoscere in tempo reale degli oggetti deformabili. Riconoscere oggetti rigidi è abbastanza semplice, perché posso utilizzare questi marker fiduciali, ma se l'oggetto si deforma è molto più difficile riconoscere e fare l'inseguimento in tempo reale. E allora, grazie a questo progetto, che questo è stato il mio grant ERC finanziato, l'Advanced Grant, abbiamo sviluppato degli algoritmi. C'è stato un ricercatore francese che ha lavorato da noi 3 anni, bravissimo, Antoine Petit, che ha sviluppato una tecnica sofisticata che può essere utilizzato proprio per il medical imaging, che riesce a riconoscere e a inseguire in tempo reale oggetti deformabili, oggetti che subiscono delle deformazioni elastiche, vale a dire, elastico è quando io deformo un oggetto, tipo l'elastico, praticamente torna così. Poi si parla invece di deformazione plastica, tipo la pizza. Perché? Perché se io stendo la pizza, il disco di pizza diventa più ampio, e poi ci possono essere delle deformazioni elastoplastiche. Io ho sviluppato questa tecnica e diciamo, quando io ho avuto l'idea, quella sera in laboratorio, quando stavamo lavorando alla proposta di ricerca, io dissi ai miei ragazzi, ma invece di fare l'applicazione chirurgica, che è quasi scontata, io dissi, perché come dimostratore di questo progetto non pensiamo, perché la storia avevamo ordinato una pizza in laboratorio, perché mancavano 2 o 3 giorni alla scadenza, quindi io tenevo tutti quanti in laboratorio a lavorare praticamente. E ordiniamo una pizza e io l'illuminazione, cioè questo per dirvi che, come dire, diciamo, il fatto cioè la pizza che poi è l'icona, no, della gastronomia e anche della tradizione, diciamo, quello che si chiama heritage, no, del nostro paese e in particolare di Napoli. Io dissi no, dobbiamo avere il coraggio di fare questa cosa del pizza making robot. Loro all'inizio, professore, non è una cosa seria, diciamo, sicuramente viene bocciato e così via. Devo dire che è stata un espediente mediatico pazzesco, perché grazie a questo fatto, poi durante il progetto la pizza è diventato anche patrimonio culturale dell'UNESCO, durante l'esecuzione del progetto. Comunque siamo stati su Scientific American, sulla 3ª pagina del Times di Londra e così via. Perché? Perché ovviamente, diciamo, il messaggio subliminare era quello che la pizza faceva capire a chiunque, diciamo, non solo agli esperti, ma anche, diciamo, ai laici, ai non esperti, la difficoltà
della destrezza dell'essere umano. Perché? Perché il fatto di stendere il disco di pizza, il fatto di farlo volteggiare, il fatto che il cuoco debba cuocere uniformemente la pizza in 2 minuti, con 2 movimenti facendo ruotare il disco di pizza sulla pala, bene, questo ha avuto un impatto, questo è proprio il bello della ricerca, cioè un qualche cosa che è stato sviluppato apparentemente per un'applicazione di food, diciamo di food industry, no? Se vogliamo, anche se sarebbe blasfemo pensare di sostituire l'anima del pizzaiolo col pizzaiolo robotico. Però il buon Enzo Coccia ora utilizza il software che noi abbiamo sviluppato, perché? Perché ha creato il suo avatar e quindi studia i movimenti destri di come impastare, perché noi è tutto codificato, perché lui tiene dei corsi di pizza praticamente. Poi per darvi, diciamo, l'idea del bello della ricerca è che una volta io poi andai a presentare questi risultati al forum dell'industria dell'automazione a Parma, dove c'erano tutti industriali. Io dissi, venga a parlare del robot della pizza. E ho detto, ma veramente io non è che pensavo a un'applicazione nel campo, diciamo, alimentare. Sta di fatto che un ingegnere della Atom Lab, che è una società di Vigevano, che fanno macchine per le calzature, qua non stiamo parlando delle calzature di massa, quelle che vengono realizzate nei paesi del sud-est asiatico, stiamo parlando dei brand, quindi tutte le calzature, quindi Ferragamo, Gucci e così via. Sono 2 poli in Italia, uno è Macerata e l'altro è Vigevano. Sta di fatto che poi abbiamo fatto un dottorato di ricerca sul problema del confezionamento, quindi delle tomaie, materiale deformabile. Perché? Perché noi abbiamo sviluppato questa tecnica che in tempo reale consentiva, diciamo, di andare a come dire, cucire la pelle, no, sulla tomaia della scarpa, quindi giusto per dare un'applicazione. Poi l'altra applicazione, settore completamente diverso, è stata proprio questa del medical imaging, in cui effettivamente riusciamo a fare in tempo reale, a misurare, a visualizzare degli oggetti 3D, quindi degli organi, quindi pensiamo a chirurgia di tessuti mobili ovviamente, e quindi di fare la parte di segmentazione, la parte di tracking. Ancora un'altra tematica di ricerca è quella che va sotto il nome di intelligenza artificiale per, diciamo, per processamento delle immagini. E qua ovviamente, diciamo, il campo è molto vasto. Perché? Perché per esempio durante una colicistectomia, dico bene? Sì. Esatto, ci sono delle tecniche che per esempio possiamo iniettare, no, dell'indiocianina, del liquido, insomma vedete l'immagine, quelle sono proprio le vie biliari, no? Diciamo, quindi iniettare, diciamo, del liquido per andare a evidenziare quello che è il condotto biliare principale. E poi ovviamente la cosa virtuosa consiste nel sovrapporre l'immagine che io posso aver avuto da un altro intervento con le immagini in tempo reale, per poter eventualmente fare una chirurgia delle vie biliari in cui si utilizza un certo livello di autonomia. E poi le tecniche di learning, questo è molto tecnico, CNN e Convolution Neural Network, si utilizzano delle reti neurali che riescono a riconoscere le regioni dell'immagine e quindi a processarle velocemente, in modo che, anche perché io ho detto che la chirurgia delle vie biliari è molto lenta perché richiede, diciamo, grosso sforzo e grossi tempi, però comunque ci sono delle decisioni che devono essere prese in tempi ragionevolmente ridotti. Quindi è importante che questo processamento di regioni delle immagini avvenga nei tempi più rapidi possibili. Ancora, un altro tema di ricerca è quello proprio delle, diciamo, nuovi device sensoriali, cioè di sviluppare dei nuovi sensori per i tool robotici chirurgici che possono aumentare quello che è il feedback al chirurgo. Il sogno è che il chirurgo un domani opererà in una stazione ergonomica o con un ologramma e che addirittura potrà guidare il moto semplicemente con l'occhio, magari andando con la pupilla a vedere quale parte vuole, senza andare a digitare qualche cosa. Noi stiamo collaborando con colleghi di elettronica e con colleghi di fisica per sviluppare dei sensori che possono essere alternativi a quelli convenzionali. Quelli convenzionali che si utilizzano in optoelettronica sono i sensori basati sul cosiddetto sul principio di Bragg, praticamente, che è una tecnica particolare che si utilizza, diciamo, nella optoelettronica. Insieme ai colleghi di fisica
stiamo sviluppando la possibilità di utilizzare dei materiali organici o dei biomateriali che sono proprio promettenti proprio perché danno la possibilità di essere utilizzati come sensori di forza, sensori di pressione, rispetto agli FPG, cioè a quelli convenzionali che sono di tipo ottico. Ovviamente l'obiettivo qual è? È quello di restituire una percezione tattile, cioè la sfida è quella, cioè quella freccia tratteggiata che mancava, diciamo, nel grafico precedente. Ancora siamo attivi sulla parte di visione, perché noi, diciamo, abbiamo lavorato fortemente nel settore della visione, e qua collaboriamo con un gruppo di ricerca francese che sta a Strasburgo, che hanno sviluppato un motore di simulazione di utilizzo di dati visuali che si chiama SOFA, o SOFA se volete, diciamo, pronunciarlo alla francese, e consente di avere i modelli degli organi in tempo reale utilizzando delle tecniche convenzionali che sono proprie della scienza delle costruzioni, dell'ingegneria meccanica, che sono le tecniche agli elementi finiti, che sono delle tecniche che consentono di discretizzare con un numero di elementi finiti un oggetto, un organo, che invece in sistema naturalmente ha parametri distribuiti, quindi consentono una discretizzazione, e quindi il fatto di consentire questa discretizzazione è il preludio poi alla digitalizzazione, cioè il fatto di codificare un organo attraverso dei numeri, attraverso, diciamo, dei dati, chiaramente. Anche qua la sfida è quella di poter integrare eventualmente un sensore di forza con un sensore di visione. Ancora, quello che dicevo prima, cioè il fatto di avere delle piattaforme di realtà aumentata per la chirurgia laparoscopica oppure anche per la chirurgia assistita al robot, è il fatto che un domani un chirurgo generale potrebbe per esempio muovere un endoscopio semplicemente guardando in base, diciamo, all'occhio, cosa che attualmente avviene solo manualmente senza ritorno di forza. Ancora, qua vado velocemente, questo è il progetto. Fanny ha vinto un progetto giovani della Fondazione San Paolo un paio di anni fa, questo è il progetto Muscia, in cui ha sviluppato, praticamente lo si vede, diciamo, c'è il grafico, come dire, tipo CAD a sinistra e poi invece proprio il tool che ha sviluppato. I tool che utilizzano Da Vinci, no? Sono praticamente, cioè ci sono diversi tool, dei bisturi, pure così. L'idea, cioè il tool deve essere utilizzato in un trocar. Il trocar è quel cilindro in cui c'è il tool. Per cui, diciamo, l'idea qual è? È quella di sviluppare un qualche cosa che poi possa fare un deployment, cioè si possa allargare e possa costituire 3 ditine di una piccola manina. Questo, diciamo, è il brevetto che Fanny ha sviluppato insieme a un ricercatore cinese che è stato in visita presso di noi. Quindi l'idea è quella di... perché? Perché tipicamente che cosa succede? Succede che il chirurgo che deve fare per esempio una sutura, Da Vinci ha 2 bracci. Per suturare, quindi diciamo ago e filo, lo passa da una mano all'altra, no? Perché? Perché non c'è una destrezza sufficiente. Se io invece di avere il tool così, faccio il tool che ha le 3 dita, posso fare queste operazioni andando a ridurre il numero di passaggi da un braccio all'altro, e quindi chiaramente do maggiore destrezza all'operazione. Un'altra tecnica importante è quella, diciamo, basata cioè il fatto di poter aumentare il livello. Ecco, per esempio, questa è proprio un'operazione di sutura che vedete. Queste, diciamo, sono fatte in laboratorio o questi qua è fatto su un Phantom, quindi cioè su un mock-up che va a simulare, diciamo, un organo. Quindi in questo caso vediamo se il sistema può suggerire dei percorsi privilegiati per fare anche perché la sutura è comunque parte dell'intervento ed è la parte, diciamo, come dire, forse anche pure più noiosa, perché a intervento fatto però se una sutura non viene fatta bene ci possono essere conseguenze post-operatorie, come ben sapete, e quindi è chiaro che è una cosa faticosa, lunga, che in qualche modo il chirurgo stanco potrebbe avere un ausilio dal sistema robotico. E infatti abbiamo sviluppato una tecnica che utilizza il concetto delle virtual fixtures,
Cioè praticamente, ecco qua vedete, c'è una stazione master in cui c'è un joystick con la riflessione di forza, quindi il chirurgo sente anche praticamente, e poi c'è la parte diciamo remota, anche se io ho detto ai ragazzi che ora a livello internazionale la terminologia master e slave è stata abolita, banned. Infatti non si possono più scrivere lavori scientifici che parlano di master e slave. Perché? Perché non è politically correct. Per cui si deve parlare di leader e follower. Quindi devo dire ai ragazzi di correggere la scritta di master e slave. Insomma. Comunque, in buona sostanza, il sistema in tempo reale può suggerire e uno può mettere anche diciamo, delle pareti, dei muri virtuali, oppure delle zone dove non voglio diciamo, che il sistema diciamo, vada ad agire. Quindi sono tutte diciamo, come se fosse una maschera software che va a guidare il processo della sutura e può consentire, in questo caso, il chirurgo ha svolto la fase centrale dell'intervento e la sutura potrebbe essere anche fatta in maniera... D'altra parte ci sono anche delle macchine, delle spilatrici che si utilizzano per fare la sutura, che però in qualche modo, poi magari la fa il tecnico, però ci vuole sempre l'abilità manuale nell'utilizzare queste suturatrici. Se lo facessi un sistema probabilmente lo potrebbe fare in maniera diciamo, più accurata. Ancora, poi sono arrivato praticamente alla fine, il fatto di avere dei motori di ricerca per simulare delle condizioni chirurgiche in qualche modo realistiche, in modo diciamo, che io possa avere diciamo, una simulazione, quindi un'emulazione, e in questi modelli sono modelli raffinati perché si deve ovviamente tener conto del fatto che gli oggetti vengono a contatto, è un po' come i videogiochi, no? In cui praticamente uno sente il contatto, sente l'attrito e così via, quindi si tratta diciamo di strumenti avanzati. Vado verso la parte finale e voglio discutere brevemente quelle che sono le challenge da un punto di vista non clinico, da un punto di vista tecnico, per quanto riguarda, diciamo, questo insomma non riguarda solo il nostro gruppo, ma riguarda in generale chi fa robotica chirurgica. Da un punto di vista meccanico si tende a realizzare dei manipolatori che pesino sempre meno e che siano cedevoli, nel senso che siano in qualche modo, rispetto ai bracci industriali che sono intenzionalmente rigidi per dare posizione, per dare precisione, il robot utilizzato sia a scopo chirurgico ma anche a scopo riabilitativo deve essere più leggero e deve essere cedevole. Per quanto questo da un punto di vista meccanico, poi chiaramente diciamo, da un punto di vista meccanico bisogna fare in modo che il sistema abbia condizioni migliori diciamo, di sterilizzazione, tant'è vero che per esempio i robot che noi utilizziamo in laboratorio, quel robot che avete visto nell'immagine, il robot arancione che veniva utilizzato dalla mia segretaria in un'operazione di scrittura, esiste una versione medica, il KUKA-Med, che si chiama versione bianca. Perché? Perché ci sono delle condizioni di sterilità che sono garantite, e questo è vero sia per i robot utilizzati in campo chirurgico e anche per i robot utilizzati in campo alimentare. Quindi qua torniamo ancora al discorso della sicurezza del Covid, no? Per cui diciamo, avere mio figlio quando è stato in lockdown a Milano, lui avendo paura del contagio, a Milano non si sono mai fermati col delivery del food. Sono sempre stati aperti anche nei 3 mesi critici dell'anno scorso, quando lui è rimasto bloccato là a Milano. Non ha mai ordinato food, proprio perché non era diciamo, sicuro delle condizioni igieniche di chi preparava oppure di chi effettivamente trasportava. Quindi questo è un altro contesto, pensandoci, in cui effettivamente un robot può essere utile. Perché? Perché se so che il mio piatto è preparato da un robot, al di là della precisione, per cui io domani mi aspetto che in un ristorante stellato tranquillamente ci potrà essere un robot nella brigata del ristorante. Ma perché? Perché il robot diciamo, garantisce una precisione diciamo, assoluta, no? in questi termini, ma anche proprio per questioni diciamo, di igiene. E chiaramente la struttura meccanica deve consentire diciamo, queste condizioni, cioè la versione, non di tutti i robot esistono le versioni bianche. Qui sono dei robot che possono essere utilizzati a scopo nell'industria alimentare, nell'industria farmaceutica e in questo caso nella chirurgia, e degli altri che invece non lo sono. Da un punto di vista della sensoristica e del controllo,
ovviamente qua mi ripeto, cioè il fatto di poter avere la percezione attica, il fatto di utilizzare le immagini in tempo reale, quindi il fatto diciamo di sviluppare delle procedure guidate dall'immagine, e il fatto di poter garantire attraverso la macchina quel coordinamento visuomotorio che è insito nell'essere umano, nel chirurgo umano, con l'integrazione della percezione tattile, e questo è diciamo utile non solo per la chirurgia dei tessuti duri, quindi nel caso ho menzionato l'ortopedia oppure la odontologia o l'implantologia, ma anche dei tessuti molli, dove chiaramente diciamo, la percezione tattile è cruciale. Ancora, sempre come challenge, da un punto di vista clinico, c'è le due grosse tematiche, sono quelle della sicurezza, quindi delle agenzie che devono ovviamente certificare questa tecnologia per le applicazioni chimiche, e tra l'altro, così come non esiste diciamo, il farmaco, il vaccino sicuro e così via, chiaramente la certificazione deve essere garantita in più circostanze operative e in base anche al numero diciamo, di interventi che vengono fatti. È chiaro che in questo caso la cosa importante che a volte è stata sottovalutata da chi fa ricerca è che diciamo, non si può pensare di sviluppare tecnologie per la robotica chirurgica e neanche per la robotica diciamo, riabilitativa senza, diciamo, pensando di rendere tutto autonomo. Perché? Perché il terapista, nel caso della robotica riabilitativa, e il chirurgo deve essere diciamo, nel loop, quindi bisogna puntare a una autonomia condivisa. Questo diciamo, è essenziale. Poi è ovvio che da un punto di vista clinico ci sono altri aspetti importanti, come il fatto diciamo, della bontà della chirurgia dal punto di vista del paziente, i costi dal punto di vista ospedaliero. Pensate che ciascuno dei tool del Da Vinci può fare 10 interventi e ogni tool costa 1.000 euro. Quindi chiaramente un intervento fatto con Da Vinci è un intervento dispendioso, per cui io se decido di fare la chirurgia robotica devo recuperare i costi, perché magari riduco i tempi di ospedalizzazione e magari se l'intervento ha successo vado a ridurre la percentuale che debba fare per esempio un secondo intervento. Quindi è chiaro che da un punto di vista del management queste sono tutte diciamo, considerazioni che devono essere diciamo, opportunamente vagliate. È chiaro che diciamo, noi non pensiamo assolutamente che il robot vada a sostituire diciamo, l'essere umano, e questo è vero non solo in campo chirurgico, vado verso la fine della mia presentazione, ma è vero se noi allarghiamo l'interesse della robotica a quello che è avvenuto in questi. Dunque, il primo robot è stato realizzato nell'anno in cui io sono nato, 1959, sul progetto di George Devol. È stato il primo robot industriale realizzato dalla Unimation, che è una casa americana. Bene, nel ventennio dagli anni 60 agli anni 80 i robot sono stati utilizzati solo per applicazioni di tipo industriale. Quando poi diciamo, i robot sono stati opportunamente sensorizzati con una tecnologia dei sensori quasi pari a quella dell'essere umano, nel ventennio successivo si è sviluppato la cosiddetta field robotics, la robotica diciamo per l'esplorazione, perché tradurla come robotica di campo in italiano non significa niente. Diciamo, nel mio libro di testo in versione italiana si parla di robotica per l'esplorazione, per cui abbiamo dei contesti in cui l'impiego dell'uomo può essere pericoloso oppure potrebbe essere diciamo, come dire, particolarmente probante, no? Pensiamo per esempio allo spazio, pensiamo agli abissi, no? Il mio caro amico Usama Khatib ha sviluppato, Clara l'ha visto, il Ocean One, un robot archeologo che è in grado di andare a recuperare dei reperti, per esempio questa missione fatta su un galeone francese nella baia di Tolone, e ha recuperato questo forziere praticamente in maniera telemanipolata dalla nave. Chiaramente un palombaro che scende là
può prendere una cosa però non può manipolare, quindi avere la possibilità, diciamo, di estendere le capacità umane in maniera remotizzata. Questa è la field robotics. Poi nel ventennio, a cavallo del cambio di fine secolo, quindi del cambio di millennio, si è sviluppata la cosiddetta robotica di servizio, con applicazioni di tipo domestiche. A casa io ho 2 robot aspirapolvere che puliscono così, e quindi in qualche modo è una tecnologia che viene utilizzata. E io ricordo sempre che nel 2009 feci una presentazione dunque la Federico II c'è un programma culturale molto bello di apertura della città che si chiama Come alla corte di Federico, in cui si invitano, diciamo, dei divulgatori di scienza. Nel 2009 è toccato a me e io feci questa presentazione e tentavo di spiegare che cos'è un robot, cos'è la robotica, e venne una domanda molto naif da parte di una delle signore che assistevano a questa presentazione. Dice: professore, ma la lavastoviglie è un robot o no? Perché? Perché è comunque una macchina intelligente e così via. E io ebbi la prontezza, le feci vedere un filmato, diciamo, iconico, che è quella scena, diciamo, vediamo un po' se la trovo, perché è una cosa molto carina, abbiamo verso la fine. Vediamo un po'. Credo di averlo fatto a Brugherio, quando sono andato a parlare per Elena Cattaneo. Io sono andato eccolo qua, salto da una presentazione all'altra, però questo ora non mi fa condividere il suono, vediamo un po'. Comunque la scena è questa qua, è una scena iconica, ed è la scena di Marina Confalone che parla con una lavastoviglie. Io gli feci vedere questo filmato perché ce l'avevo sul computer. Non so, vogliamo vedere se funziona il suono? No, non ho ancora lanciato il video. Vediamo un po'. Sì. Questo è Social Robotics. Umano della dieta delle pastiglie della disputa. Un rubinetto l'acqua della Ciavese. Ho un programma del volto della Ciavese. Cazzo se ne manca! E che non può fare no! Voglio vedere piuttosto. Tu, Non è un robot, evidentemente, quindi sta nella colonna, diciamo che non è un robot, ovviamente. No, ora, scherzi a parte, diciamo, la sfida è quella dei livelli di autonomia, cioè nel senso che in questo ideale passaggio in cui i robot hanno abbandonato le industrie, le factories, e vengono utilizzate nelle nostre case, quello che va a connotare questo passaggio da sinistra verso destra è il crescente livello di autonomia. Una considerazione finale, l'avevo detto prima quando avevo parlato di biorobotica: in realtà se noi in retrospettiva andiamo a vedere quello che è avvenuto, cioè qual è il grosso sogno della robotica? Quello di emulare le capacità dell'essere umano. Allora, diciamo, questa è una citazione presa dall'autore di letteratura italiano più tradotto in inglese, Italo Calvino, e c'è questa, diciamo, questa frase che, diciamo, mi ha colpito interessandomi di robotica, in cui dice: la scienza mi interessa proprio nel mio sforzo per uscire da una conoscenza fulomorfa, ma nello stesso tempo sono convinto che la nostra immaginazione non possa essere che antropomorfa. Cioè, nel senso che in qualche modo, se io penso al robot, penso a un qualcosa di antropomorfo. E allora, in realtà, noi stiamo osservando questa forte interdisciplinarità nel nostro settore. Cioè, noi come ingegneri ci occupiamo, nel momento in cui ci interessiamo di robotica, fondamentalmente di meccanica, di controllo e di sensori, cioè la definizione della robotica come connessione intelligente tra percezione e azione. Ma se guardiamo la biologia in senso lato, quindi che comprende anche le scienze mediche, in realtà a livello biologico noi abbiamo i corrispettivi di quello che noi studiamo a livello della tecnologia, perché abbiamo la biomeccanica, abbiamo le neuroscienze e abbiamo la psicologia. Ok? Quindi in realtà perché, diciamo, si è sviluppata molto, diciamo, la biorobotica o la robotica di ispirazione biologica? Perché
perché grazie alla conoscenza dell'uomo è possibile probabilmente realizzare dei robot sempre più intelligenti e magari più autonomi. Non solo, ma grazie alle macchine, coloro che si interessano di biomeccanica, di neuroscienze, di psicologia, possono andare a testare le teorie e gli algoritmi sulla macchina. Quindi è diciamo, come dire, una fertilizzazione del settore in cui noi impariamo dai modelli umani e coloro che studiano l'uomo possono andare a validare ipotesi e modelli grazie alle macchine. Ed è proprio grazie a questo matrimonio tra biologia e robotica che si sono sviluppati i robot umanoidi, i robot di ispirazione zoomorfa, gli endoscheletri, cioè le protesi, gli esoscheletri, cioè pensiamo proprio al cyborg, e anche tutto ciò che riguarda la ricerca in campo micro, in campo nano. Se noi guardiamo avanti, ci accorgiamo che abbiamo una serie di sfide nel settore della robotica, dove io, diciamo, ora alla mia età, al mio livello, mi diverto più ad andare in convegni non di robotica che di robotica, perché i convegni di robotica, più o meno, diciamo, alla mia età, a 60 anni, so chi fa che cosa, diciamo, poi, insomma, col fatto dell'handbook e così via. Mentre invece mi diverte andare ai convegni medici, ai convegni di neuroscienziati, ai convegni, per esempio, a novembre farò una lecture magistralis al convegno della Digital Dentist Society a Cernobbio, quindi così sono stato al convegno della Società Italiana del Diritto Civile. Perché? Perché ci sono delle implicazioni per l'utilizzo di questa tecnologia che riguardano quello che si chiama la roboetica. E noi da italiani dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo introdotto la roboetica in campo scientifico in Italia grazie a un simposio che si fece a Villanova a Sanremo nel 2004 e per la prima volta parlammo di etica della robotica. Ora, i robot in quanto macchine non hanno un'etica, l'etica è quella di coloro che progettano, che costruiscono, che utilizzano i robot, perché ovviamente pensiamo per esempio all'esoscheletro. L'esoscheletro, io ho detto, può consentire a una persona magari diversamente abile di avere un comportamento pari a una persona normalmente, una persona come dire, abile. Però l'esoscheletro può consentire anche alla persona normale di diventare un superuomo. Quindi questo ha un utilizzo benefico, perché per esempio potrebbe consentire a un infermiere di un ospedale, indossando un esoscheletro, di prendere in braccio un paziente senza sentirne il peso. Però ovviamente se andiamo a vedere i progetti sviluppati in America, finanziati da DARPA, che è l'agenzia del Department of Defense, bene, gli esoscheletri sono stati utilizzati perché sono stati pensati per gli zaini dei Marine impegnati nelle varie campagne, diciamo, belliche, per andare a trasportare delle apparecchiature molto costose e quindi per avere un maggiore successo nell'incursione in campo nemico. Quindi questo è vero un po' per tutte le tecnologie. La cosa che voglio sottolineare è che io ho detto appunto che la robotica esiste più o meno dal 1960, quindi abbiamo 60 anni di robotica. A mio avviso, non solo a mio avviso, quelle che sono le core methodologies and technologies, cioè le metodologie, il kernel delle metodologie e tecnologie di base è là, è assestato. Ogni progresso nel nostro settore non sarà nella robotica, ma sarà all'intersezione con le altre discipline. Quindi per questo io, diciamo, credo fortemente in questo carattere interdisciplinare della robotica, che riguarda sicuramente, è chiaro, nel momento in cui parlo di robotica della salute, l'interazione con i medici è quasi scontata, ma non è solo così, perché riguarda con i giuristi. Perché? Perché, diciamo, 2 anni fa, non mi ricordo su quale giornale, una casalinga coreana ha fatto causa ai robot perché le si sono impigliati i capelli in romba del robot aspirapolvere, perché lei, incuriosita come lavorava romba e puliva il pavimento sotto un mobile, si era messa carponi con la testa per terra e quindi il robot aveva veramente strappato i capelli così. Allora, cioè, qual è la responsabilità? L'auto autonoma è un robot a tutti gli effetti, per cui che cosa succede se l'auto autonoma che porta il mio bambino a scuola, in qualche modo ci sono 10 persone che attraversano, deve salvare il mio bambino investendo queste persone oppure deve deviare a rischio di finire contro un albero? Quindi, diciamo, ci sono degli aspetti etici e morali dell'utilizzo di questa tecnologia che non sono affatto, diciamo, banali.
io collaboro con una persona veramente, diciamo, che vi consiglio di invitare, perché è un oratore, diciamo, io sono affascinato da questo mio collega che è Guglielmo Tamburrini, che è esperto di etica, poi ti passo il nome perché è una persona, diciamo, da invitare, insomma, lui ha parlato alle Nazioni Unite, è noto a livello internazionale, insomma. Lui è stato anche allievo di, come si chiama, è morto di recente, oddio, mi sfugge il nome, chi è il docente, vabbè, mi sfugge, mi ricordo quando l'ho conosciuto a Napoli che è venuto, insomma, una persona che a un certo punto si pensava anche che a un certo punto del suo nome come Presidente della Repubblica, oddio, non mi viene il nome, esperto di etica, mi ricordo l'immagine di questa persona, non mi verrà dopo, insomma. Comunque sì, Guglielmo, collaboriamo e abbiamo, ora non ho avuto il tempo di parlarne, però scusate, perdonatemi, io soffro di raffreddore allergico, quindi insomma è così. In pratica cosa stiamo studiando? Questo fatto diciamo, proprio dell'autonomia decisionale del chirurgo, cioè di che significa che diciamo, in un'operazione guidata dalla chirurgia, qual è il livello decisionale e qual è, diciamo, la responsabilità da un punto di vista etico, da un punto di vista deontologico, del chirurgo che usa la tecnologia. Nel senso che se l'intervento così, di chi è la colpa? Se l'intervento è del chirurgo oppure magari della macchina che non ha fatto l'operazione in maniera accurata. Quindi insomma è una tematica molto molto sentita questa, diciamo, delle implicazioni, tant'è vero che in campo scientifico si parla di ELS come la preposizione inglese, ethical, legal, societal and economical issues, di utilizzare questa tecnologia, una cosa molto importante. Il fatto che questo sia un sogno oppure, diciamo, già la realtà, vi ho detto di questo articolo che penso esca in settimana, che ho scritto, diciamo, per Riccardo Luna, per Italian Tech di Repubblica, sul fatto che noi, diciamo, quando è che la sfida sarà vinta? Quando i robot, diciamo, scompariranno, nel senso che noi non facciamo più caso al fatto che ognuno ha un computer. Ai miei tempi, quando ero ragazzo, vedevo le partite di calcio sui primi televisori a colori, ricordo, stiamo parlando quindi 1988, c'era Capodistria che trasmetteva le partite a colori, io andavo dal vicino che aveva Capodistria per vedere le partite di calcio a colori, poi ci fu il mondiale, prima, che dico, il primo mondiale fu quello a colori, fu quello della Spagna, 1980, quindi 1982, esatto, infatti mi ricordo. Bene, tutte le famiglie avevano un televisore, poi tutte le famiglie c'erano un computer. Questo è diventato un qualche cosa e non ci facciamo più caso, nel senso che è una tecnologia che è talmente diffusa che finisce per essere embedded, per cui i robot andranno a integrarsi in ambienti più o meno intelligenti e saranno utilizzati in maniera pervasiva e in maniera plug and play, cioè per utilizzare un robot non bisogna essere ingegneri, non bisogna saper programmare in codice C++ oppure così, bisogna utilizzarlo, cioè bisogna accenderlo, plug and play, è il concetto così, quindi questa è la scommessa. E chiudo questa presentazione con un video, che è un video preso dall'Handbook, che illustra i progressi in tutto il settore robotica, comprese ovviamente le applicazioni mediche, che illustra, diciamo, quello che è stato, sono le cose più belle che sono state fatte in questi primi 17-18 anni del secolo. Il video è datato 2017-2018, quindi anche se comunque è abbastanza aggiornato. L'audio ci sta sempre, vero? Dietro questo video ci sono 1000 ore di lavoro, nonché tutta la parte di editing che abbiamo fatto in uno studio televisivo a Parigi del fratello Lussino. La selezione musicale è tutta mia.
Questo è il Kinect. Questo è il studiare la sicurezza dei robot nel caso di un impatto, tipo gli airbag delle automobili. Questa è una mano che abbiamo sviluppato noi in un progetto. Il mio ex allievo ora lavora alla Boston Dynamics, quello che fa Big Dog, Atlas, Scott. Da aprile del 2019 guadagna come ingegnere fresco di assunzione col dottorato di ricerca, guadagna già quasi più del doppio del mio stipendio. Questa è la challenge dei veicoli autonomi nel deserto dell'Arizona. Questo ero io in macchina qua, a Parma, con l'auto autonoma. Questo è il simulatore di Formula 1, l'ho provato, questo sta a Tübingen in Germania. Questo è Gibbo, robot di compagnia. Robocap. Questi robot vengono utilizzati anche nell'assistenza delle persone, questo per un telepresenza, questo è un robot di compagnia Paro, viene utilizzato anche per la cura dell'autismo nei bambini. Ecco, questa è una bambina autistica che interagisce con il robot. Quello è un robot. Questo è quel pazzo di Hiroshi Ishiguro che realizza addirittura pelle artificiale, un pazzo scatenato, insomma. Ha fatto un suo replicante, ha fatto un robot uguale alla moglie. Pazzesca, troppo estrema. Eccolo qua, questo è HAL, Hybrid Assistive Limb. Quindi esoscheletro e questo invece è endoscheletro, protesi, ancora protesi, mano artificiale.
Poi c'è tutta la parte di ispirazione biologica e anche la nuova disciplina della soft robotics. Questa è la capsula endoscopica dei colleghi della Sant'Anna. Abbiamo esaminato più di 700 filmati da cui abbiamo estratto queste clip e poi le abbiamo montate nello studio a Parigi. Ecco, questo è lo Shanwan in piscina, ecco qua. Quello è lo Osama Khatib con il suo staff. Questo è il recupero del relitto del galeone francese. Questi sono robot. Questo è il robot per l'arte, cioè fare quella è la realizzazione artistica all'aeroporto di Parigi, fatta da Raffaello D'Andrea. Che è quello di Hamilton, perché questo l'ha fatto un mio studente che ora è professore alla New York University, il primo drone che ha volato con un cellulare, cioè controllato con un cellulare. Questo è Raffaello D'Andrea, bravissimo. Poi ecco di Zurigo, tanto per cambiare. Questa è quasi tutta roba nostra, dei progetti di robotica aerea. Siamo il gruppo in Europa che ha avuto più progetti finanziati sulla robotica aerea dall'Europa, 8 progetti finanziati in 10 anni. E questa è poi la parte spaziale. Questo è il robonauta della NASA. Questo è il robot che ha atterrato sulla cometa di Halley. Il messaggio finale che voglio condividere, vi ringrazio la pazienza, mi sono reso conto di aver parlato per più di 2 ore, però insomma il tempo è piacevolmente trascorso, è questo, cioè questo è un mosaico di tutte le applicazioni che avete visto, quelle chirurgiche al centro e quelle, diciamo, come dire, in tanti altri settori. In realtà il messaggio finale è questo, cioè che i robot sono già fra di noi, con noi e diciamo dentro di noi anche, diciamo, pensando a tutte le applicazioni protesiche, endoscopiche e anche quelle, diciamo, endoscopiche. E niente, se ci sono, ora non so chi è che c'è il canale YouTube, le domande e così via, se no mi potete sempre contattare poi per email. E chiudo con quello che, diciamo, è diventato, se poi andate sulla mia pagina Wikipedia trovate questa citazione, perché questa è una cosa che è nata in una piacevolissima serata ischitana a Sant'Angelo, un posto favoloso, insieme a dei colleghi. Io ho ospitato un convegno internazionale importante a Sant'Angelo nel 2002, in cui un mio collega, allora vicepresidente del progetto di Zurigo, Roland Sigvart, che avrebbe organizzato la edizione successiva del convegno. Ora è chiaro che noi italiani quando organizziamo qualcosa la sappiamo fare bene, per cui chiaramente l'ospitalità italiana è rinomata. Poi eravamo all'Hotel Miramare a Sant'Angelo, cioè il posto dove va Angela Merkel in vacanza, per capirci, insomma. E questa serata è così, Roland, tu devi fare meglio di Bruno alla prossima edizione, diciamo, che lui avrebbe poi organizzato a Zurigo. Io, sotto gli effetti, diciamo, dei tannini dell'ennesimo bicchiere di vino che stiamo bevendo, mi venne spontaneo, non so come, di dire questa frase keep the gradient, che è una frase di ispirazione matematica, perché chiaramente il gradiente è la derivata direzionale di una funzione che dipende da più variabili. Chiaramente ci può essere una direzione positiva
che è quella che viene utilizzata nei metodi di ottimizzazione, è una radiazione negativa. Come dice questo disegno, diciamo, io sono un ottimista di natura, credo fortemente che una tecnologia come la robotica abbia un gradiente spiccato, e poi il fatto di perseguire degli obiettivi che questa tecnologia ci poniamo, no? Noi che lavoriamo nel campo della ricerca, deve essere il fatto di porsi delle sfide sempre più challenging, sempre più elevate. Quindi questo per me è diventato una specie di mantra di vita, nel senso che ogni volta che c'è magari un risultato così, oppure io lo utilizzo anche tra gli amici o anche in campo familiare, no? C'è proprio la filosofia del KTG, quello dello smile, cioè del keep the gradient praticamente. Perché? Perché questo insomma è quello che poi motiva un pochettino le persone. Se poi siete interessati al fatto di come io sia stato influenzato nelle mie scelte professionali di essere italiano, in particolare di essere napoletano, vi consiglio, insomma, può essere carino ascoltarlo. Io ho registrato un TED Talk. I TED Talk sono quei talk di divulgazione di scienza, e c'è un TEDx Talk che è questo, che si chiama, possiamo trovare, lo dico anche per chi mi segue in Italia, sì, no, nel senso il talk si chiama, eccolo qua, ve lo cerco, poi magari lo metto nella chat. Si chiama Robotics and Napoli, The Art of Work and Play. Dai. Sì, eccolo qua. Questo qua sono 18 minuti in inglese che sono dedicati a come il fatto di vivere, il fatto di essere cresciuti in Italia e a Napoli, dove io sono solito dire che Napoli è una città che allena alla complessità, perché per chi è nato è facile vivere, allena alla complessità e alla creatività. E mi sono reso conto, con gli anni, che il fatto che io poi mi interessassi di robotica, che vuole emulare gli esseri umani, alcune delle ispirazioni, tipo quella storia che vi ho raccontato della pizza, sono venute grazie al fatto, probabilmente non mi sarebbero venute se io avessi lasciato oppure fossi andato in un paese totalmente piatto tipo l'America. Perché il mito americano io ce l'avevo quando ero ragazzo di così, poi quando mi sono reso conto che l'America è il paese delle istruzioni per l'uso, nel senso che l'America non succede mai niente. Io mi ricordo che prendevo in prestito la macchina e praticamente vedi queste strade cittadine a 5-6 corsie in cui le auto si muovono come se fosse un platoon, cioè tutte quante alla stessa velocità, nessuno rallenta e nessuno accelera, chiaramente, no? È un qualche cosa di è tipo Truman Show, cioè l'America è il paese in cui c'è un manuale di istruzioni, cioè è prevedibile quello che succede. In Italia e a Napoli non è prevedibile quello che succede. Quindi il fatto è questa complessità e questa creatività che in qualche modo ha alimentato la ricerca proprio a livello proprio intellettuale, a livello speculativo, di poter realizzare un domani delle macchine quella che è l'intelligenza multiforme umana. Quindi alla fine noi parliamo di intelligenza artificiale, no? Però io sono convinto, questa è una mia, l'ho scritto anche nella voce, pubblicato la voce sulla dizionario enciclopedico della Treccani. Io chiudo il pezzo finale della voce enciclopedica del lemma di robotica che ho declinato della Treccani, col fatto che secondo me, grazie alla tecnologia, noi potremo vivere una sorta di umanesimo non solo digitale, come lo stiamo già vivendo ora che facciamo smart working e così via, ma anche tecnologico. Perché? Perché i robot ci offriranno una tecnologia al servizio dell'essere umano e grazie a questa tecnologia avremo anche molto più tempo per pensare e per creare. Quindi insomma è questo un pochettino il messaggio finale che voglio condividere con voi tutti.